E si parte anche questa mattina con questo libro, Il viaggio di mamma Teresa, per ricordare tutte le mamme che anche in questo momento perdono i loro figli, oppure arrivano veramente non più agili, capite? Perché qualcuno è andato fuori di testa, tanto muoiono i ragazzi, muoiono mica noi, i grandi che decidono di fare le guerre, loro sono sempre al sicuro. Continuiamo questo viaggio bellissimo, prima di presentare gli ospiti, molto impervio di questa mamma che deve assolutamente ritrovare suo figlio. Alfonso vuole accompagnarmi in stazione a Ferrara, mi mancava solo il buon augurio di mio marito. Anzi, prima di partire feci finta di aver dimenticato qualcosa in casa e ritornai indietro per vedere se almeno mi salutava e mi rivolgeva la parola. Nulla, tutto inutile. Allora tra me dissi, sia quel che sia, se in Germania ho trovato la morte, mio figlio ha 24 anni, sarà lo stesso se la troverò anch'io, che ne ho 58. Quando rimasi sola sul treno, cominciai a meditare sul mio viaggio. Arrivata a Bressanone sentii una stretta al cuore. Era quel posto in cui Anadage aveva fatto militare e dove era stato fatto prigioniero l'8 settembre 1943. Ma non dovevo perdermi d'animo. Arrivando al Brennero alle 9 di sera, il treno fece una sosta per dormire. Pioveva e tirava vento e nessun viaggiatore scese a quella stazione. Alle 8:30 del mattino seguente il treno si rimise in marcia e il personale addetto al treno, molto gentilmente, mi disse «Scendere a Mauken, Frau». Mi fermo qui perché è un libro molto bello che va letto a pezzettini, così ve lo ricordate bene, per ricordare questa figura femminile, questa donna, questa mamma, che ancora adesso, nonostante la storia avrebbe dovuto insegnare che con le guerre non si risolve niente, continua a perdere i loro adorati figli e li cercano finché almeno qualcuno li trova. Detto questo, presento i miei due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Dino Ponchio, presidente CONI, Comitato Olimpico Nazionale Veneto. Grazie Presidente, è un pezzo che non ci vediamo più col Presidente Ponchio. Con lui c'è anche Marcello Reato, arbitro di basket da 50 anni, pensate. Con lui parleremo di Special Olympics, poi sentiremo anche cosa ne pensa di queste Paralimpiadi, come le avete vissute. C'è abbastanza malessere rispetto alle Olimpiadi, si sono viste poco, non hanno avuto la visibilità che dovevano avere. Io sento dico quello che sento, però io sono d'accordo con quelli che dicono così, perché anche per me forse anche la sfilata andava fatta un'unica volta tutti assieme, ma sono riflessioni che io faccio a voce alta, dopo ognuno pensa come vuole. Allora, Presidente Ponchi, invece per lei è andata benissimo, Olimpiadi straordinarie, chi ne ha più ne metta. Cosa ci racconta questa mattina? Ma le Olimpiadi sono l'acme della pratica sportiva, noi siamo andati bene, contrariamente a qualcuno che guffava, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo, è stato un successo per l'impiantistica, per l'organizzazione, per la puntualità dei fatti agonistici, ma è stato soprattutto un successo dal punto di vista tecnico-agonistico. 30 medaglie è un risultato storico, speriamo ripetibile, ma con difficoltà. Onore al merito agli atleti in primis, ma alle società dirigenti, tecnici e allenatori che sono famiglie, che sono quelli che costruiscono questi risultati. Brave le federazioni sci e ghiaccio, bravi tutti. Adesso, come dico sempre, queste 30 medaglie, questi atleti che si sono meritati il podio hanno al collo 2 medaglie, come mi piace dire sempre, quella del podio e la seconda che è quella per cui loro, con i loro risultati che hanno illustrato se stessi e l'Italia, accenderanno il fuoco sacro come la fiamma olimpica nel cuore dei ragazzi e delle ragazze del Veneto in particolare, per innescare il meccanismo virtuoso della pratica sportiva. Porteranno molti altri ragazzi e ragazze a fare sport invernale in particolare, ma in senso lato, che è quello che ci aspettiamo a valle di tutti i grandi risultati. E noi, come organizzazione sportiva territoriale del Veneto, CONI e con le sue articolazioni delle federazioni eccetera, siamo pronti ad accogliere questi nuovi praticanti lo sport, perché fare sport, come sa bene la signora Mirella, come abbiamo detto un sacco di volte, fa bene, fa crescere bene, fa fare risultati a qualcuno, magari vincere le Olimpiadi a pochi, speriamo tanti,
ma soprattutto fa crescere dei buoni cittadini per il domani. Allora sentiamo invece Marcello Reatto, chi è questo arbitro, pensate 50 anni di basket, cosa ci racconta, questi giovani meravigliosi, prego. No, io sono molto contento di essere qua perché rappresento anche lo Special Olympics Basket e niente, io ho iniziato a 16 anni a fare l'arbitro qui a Treviso, a fare i corsi arbitri e siccome l'amore è stato immenso, è stata una passione folgorante, festeggio quest'anno i miei 50 anni di arbitraggio senza mai essermi fermato. Ho avuto una bella carriera, mi sono divertito, ho girato il mondo, ho conosciuto tanta gente. Come diceva il Presidente, questo sport, essere anche arbitro, mi ha fatto crescere come uomo, mi ha fatto essere una persona migliore e sono contento di essere qua, di avere ancora lo spirito giusto che mi tiene in vita. Senta Reatto, cosa ci racconta invece dei ragazzi e delle famiglie? Perché sono due anelli della catena molto importanti. Il primo è la famiglia. Poi viene il ragazzo, perché il ragazzo deve crescere con sani principi, sani valori. Lo sport è questo, lo sport ti fa trovare quei valori, quella disciplina che magari in casa a qualcuno manca, non a tutti, perché abbiamo delle famiglie meravigliose, non si può sparare nel mucchio, basta vedere anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Però io devo parlare di quelli che hanno perso il lume della ragione, di quei genitori che non capiscono l'importanza invece di fare sport, qualsiasi, ne abbiamo tantissimi. Io ho avuto un presidente di una federazione che ha detto: tu non puoi iscrivere un ragazzo e dopo 2 mesi cambiare e poi cambiare perché lui si annoia, si stanca. No, tu ti sei iscritto, fai il percorso, alla fine del percorso decidi cosa fare. Non è che questi genitori ai quali voglio parlare questa mattina devono capire che le regole valgono anche per loro, la responsabilità, l'impegno, l'accompagnamento, ma nella maniera giusta, nel modo giusto, perché dobbiamo capire che questi ragazzi stanno crescendo, sono delle piantine anche molto fragili e basta poco per perderle, basta pochissimo, perché il nemico è enorme e dietro l'angolo, l'alcol, la droga, il fumo, le compagnie sbagliate per modo di dire, ma compagnie che bisogna stare allerti. Io non penso che ci siano compagnie sbagliate, sono compagnie che vanno accompagnate, secondo me, sempre con l'occhio che qualcuno guarda. Allora la compagnia non diventa sbagliata se qualcuno controlla. Cosa dice, Presidente? Grazie, non sono Presidente, no, ma dicevo va al bene. Presidente Ponchio, l'accompagnamento delle famiglie. Ho appena fatto una prefazione, scritto una prefazione a un libro di un mental coach molto interessante che parla in particolare in un capitolo di essere genitori, che è difficile. E sintetizzo il mio pensiero, io lo penso come Crepet, Paolo Crepet. A mio modo di vedere, e non voglio erigermi a censore di niente e nessuno, si è passati, come si fa spesso, da un eccesso all'altro, da un eccesso di autoritarismo dei genitori a un eccesso di amicizia dei genitori nei confronti, di assecondamento dei figli dei genitori. Forse un giusto equilibrio sarebbe dalle bacchettate di mio padre sulle mani, che però sono state sante, alle carezze continue anche di fronte alle mancanze gravi, credo ci voglia un momento di riflessione e di equilibrio, ma fare i genitori come è difficilissimo. Fare i genitori di ragazzi che fanno sport è ancora, non voglio dire più difficile, ma impegnativo. E questo libro tocca in modo mirabile questi aspetti di fare bene i genitori, di accompagnare in modo giusto ed equilibrato i ragazzi nel percorso della vita, ma segnatamente dello sport. È un problema che è un problema sociale, che è una delle sfaccettature con cui si interseca lo sport. Lo sport si declina in vari modi, agonistico, l'abbiamo visto alle Olimpiadi, che è sacro perché nessuno tocchi la sana pratica agonistica. Si interseca con la salute, si interseca con la cultura, si interseca con l'istruzione, con la formazione, si interseca col turismo sportivo sta crescendo, si interseca soprattutto con il sociale. E mi piace ricordare che con la nuova governance della regione guidata dal Presidente Stefani,
ma che ha come assessore allo sport la signora assessore Paola Roma, stiamo inaugurando un nuovo approccio, un nuovo percorso di rapporti tra CONI e Regione, diciamo tra sport e Regione, che veda lo sport come baluardo di salvaguardia e soprattutto prevenzione delle problematiche che bene o male tutti i ragazzi e ragazze in età evolutiva toccano, e quindi stiamo studiando dei protocolli di intesa per aiutare, accompagnare, far emergere i disagi dei ragazzi e ragazze e per usare lo strumento sport come prevenzione di potenziali devianze. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, il bilancio delle Olimpiadi, però io vorrei vedere anche il video Spezia Olympics per cercare anche di capire con Marcello Reatto come unire le forze, far sì che veramente qualcuno riesca a capire l'importanza, con voi che accompagnate naturalmente, che siete anche molto preparati, di questi ragazzi che hanno perso la strada della ragione purtroppo. E guardate che non è semplice quando la perdono, perché recuperarli a quell'età è molto difficile, perché c'è tanta roba dentro di loro. C'è questa energia, questa voglia di provare, questa voglia di sbagliare anche, perché è così, siamo stati tutti giovani, no? Cioè non è che scompriamo il mondo adesso. Però c'era la famiglia diversa, quello sì. Io quando sento che è difficile fare il genitore penso a questa mamma con 6 figli, perché è una storia vera, figli poi partiti per la guerra e soprattutto tutti bravi ragazzi, non c'erano psicologi, non c'era niente, c'era una sola maestra con 50 ragazzi, si cresceva benissimo, si giocava, si studiava, non siamo tutti imbecilli, siamo cresciuti bene. Adesso c'è il mondo e stiamo perdendo questi ragazzi, perché già ne abbiamo pochi. Perciò io sono convinta che le attenzioni, sì, però bisogna fare squadra. Ognuno da solo non può andare da nessuna parte, io sono convinta di questo. Prego. Io sono d'accordo con lei al 100%. Secondo me noi abbiamo 2 grossi problemi in questo momento per quanto riguarda lo sport. Uno, la scuola. Io ho lavorato diversi anni nella scuola, a scuola non si fa più sport. Perché io mi ricordo quando ho iniziato la mia attività scolastica, prima alle scuole medie e poi nel biennio delle superiori, fare sport era una cosa che ti veniva da dentro. Avevi degli insegnanti che ti stimolavano, ti insegnavano a fare più sport e poi a ognuno di noi partiva l'embolo per fare lo sport A, lo sport B, lo sport C. C'era il famoso gruppo sportivo pomeridiano dove guai a non andare, perché dovevi andare a fare, era un modo per fare sport, per stare meglio, per socializzare, per stare insieme ai ragazzi, e gli insegnanti erano degli educatori, quindi ti trasmettevano quelle conoscenze di base. Adesso nello sport non si fa quasi più niente. E io non ho niente contro le manifestazioni di prestigio, però dobbiamo fare sport tutti i giorni a scuola. Invece ci sono 2 ore a settimana, quelle 2 ore servono più che altro magari per ripassare la lezione dell'ora successiva o per fare qualcos'altro, per trovare qualche ragazza. Purtroppo abbiamo questo problema. L'altro problema, secondo me, che lei diceva delle famiglie è questo. Le famiglie vogliono dare troppo in questo momento a questi ragazzi. Io ho un nipote che ha 17 anni che fa basket e vedo che è talmente impegnato, perché invece noi avevamo quelle 2 o 3 cose, come diceva lei, una maestra sola che ti insegnava in una maniera e che io ricordo ancora con grande affetto, anche dopo 50 anni. Avevamo degli insegnanti che erano degli educatori che ti davano il lume della strada che dovevi seguire. Qualcuno era più simpatico, qualcuno era meno antipatico. E soprattutto c'era un gruppo, come ha detto lei, di ragazzi che volevano stare insieme nella scuola, nel doposcuola, nel fare sport, nel fare qualcosa insieme, creare qualcosa insieme. Adesso purtroppo io vedo i ragazzi che sono molto soli, anche se sono in mezzo alla gente, si parlano attraverso un telefono, attraverso i messaggi, perché non si parlano neanche, e poi nascono i grossi problemi. Io non sono genitore, non ho avuto figli, quindi mi dicono tu cosa vuoi saperne. Io forse la vedo in una maniera più distaccata, ma anche più
aperta. È anche più realistica. È più realistica, anche perché sono nello sport da tanti anni. Io continuo a arbitrare a livello giovanile proprio perché mi fanno star bene questi ragazzini. Di 13, di 14, di 15 anni. Mi fanno crescere, loro danno insegnamenti a me perché sono ricchi di risorse, sono pieni di risorse. Bisogna solo tirargliele fuori e farle capire e fargli capire le cose importanti della vita. Vede, Reato, il presidente Ponchio sa come la penso, cosa abbiamo cercato di fare anche assieme. Il problema che vedo e che spero che adesso cambi, come ha detto il presidente Ponchio. Io sono molto fiduciosa col nuovo presidente della regione, lo dico sempre, ecco, da quando l'ho incontrato, da quando l'ho sentito parlare, ma mi supporta che poi parlo con persone anche che non sono del suo partito, che anche loro dicono ci è piaciuto molto. Ecco, sì, è partito bene, è partito veramente con la quinta marcia. Il problema è che fino adesso qualcuno ha voluto dividere. Noi siamo sempre divisi, noi parliamo sempre di divisione, dividiamo il ragazzo e la ragazza, il bambino e la bambina, maschile e femminile, invece di parlare di persone. Io sono dell'idea che bisogna iniziare a parlare di persone, di chiamare i diversamente agili per nome, tanto è vero che adesso abbiamo iniziato, cercheremo di fare questa mostra fotografica che vi inviterò. L'hanno creata, l'idea è mia, perché avevo ospite quella mattina un fotografo e un papà di un ragazzo diversamente agile, meraviglioso, e questi genitori si sentono molto soli. Io sono dell'idea che qualcuno dovrebbe fare un passo a lato, lasciare il posto a altri, quelli che hanno voglia di fare, di creare, avere anche nuove idee, perché no? Non è per forza. E invece siamo incanalati su dei tunnel che non ne veniamo fuori. Però questi genitori sono preoccupati. Ecco che è nato il dopo di noi, perché hanno paura. Cosa faremo, cosa faranno i nostri figli quando non ci saranno più? E pensi, Reato, che questi ragazzi hanno anche trovato il titolo della mostra. Io ci sono. Pensate che bel titolo che hanno creato. Questa mostra girerà non solo l'Italia, ho avuto anche il presidente degli albergatori di Venezia, verrà esposta anche negli alberghi a Venezia, proprio per cercare di fare quello che abbiamo detto dall'inizio, di unire, ecco, di integrare, di accompagnare, perché se continuiamo ancora a chiamare Paralimpiadi, disabili, cioè non ne veniamo fuori, loro lo sentono, loro capiscono. Io ho un ragazzo che ha detto a suo papà, ma che fine farò io? Ma mi vuoi spiegare cosa mi stanno facendo? Perché io non riesco a capire, non trovo lavoro, faccio le stesse cose, determinati orari, sempre là. Non mi sembra che, come dice anche il presidente Ponchio, ma sento anche lei, che ci sia tanto nel pomeriggio per questi ragazzi. Non mi sembra, ma neanche alla mattina forse. Io ho detto anche ai sindacati che ho ospiti molte volte, tutti, che i numeri non tornano neppure nelle assunzioni, anche se hanno diplomi. Non vengono assunti perché si ha paura di rallentare, perché secondo loro questa persona ti fa rallentare. Non è vero, è una risorsa a volte. Presidente, può essere una risorsa anche iniziare a parlare di sport, di un unico sport, di Olimpiadi. Verrà quel giorno che sentiremo solo ci saranno le Olimpiadi? Bene, grazie. Intanto grazie dell'invito alla signora Mirella, che chi la segue sa che è una grande donna e che tiene la schiena dritta di fronte ai potenti, quando invece quasi tutti di fronte ai potenti tendono ad abbassarsi un po'. Sì, siamo molto avanti su questa strada, molto avanti. I nuovi presidenti di CIP nazionale e di CONI nazionale sono già sinergici su questa linea. Si va verso una unificazione, gli obiettivi sono gli stessi, i mezzi sono gli stessi, i metodi sono gli stessi, inutile stare divisi, un atleta fa le Olimpiadi e le fa secondo le sue capacità e potenzialità. Stop. Ci si arriverà quando? Credo che a livello nazionale siamo molto avanti, siamo già pronti. Bisogna che questa cosa venga recepita a livello internazionale da CIO e dalle organizzazioni mondiali dello sport. Credo che i nostri presidenti a livello coordinati poi ancora da Giovanni Malagò, che è sempre nel CIO, riusciranno a far passare questo concetto che gli atleti rappresentano se stessi, rappresentano l'Italia, rappresentano quello che sono, con le loro
capacità che estrinsecano nel modo in cui possono. E credo che ormai Olimpiadi e Paralimpiadi erano divise, sono contigue. Ho sentito che non sono state trattate pariteticamente dal punto di vista mediatico, non lo so neanche perché non ho visto, male. La pariteticità, se è implicita, è perché ognuno degli atleti, secondo le proprie potenzialità, dà il massimo, quindi lo dà il massimo il normodotato, le dà il massimo il diversamente agile, come dice la signora Mirella. Piace molto questa dizione e quindi è praticamente la stessa cosa, uniamole, ma come Italia siamo già pronti. Andiamo a vedere allora questo video Special Olympics e poi lo commentiamo. When I found out you were coming, it was the happiest day of my life. Football as much as I did. I waited 9 long months, and then you were born. And you gave me the most unexpected surprise. You were a beautiful girl. And football just wasn't your sport. I wanted so much to teach you about this game. But in the end, it was you who ended up teaching me about life. I am your biggest fan. Domenica sera, vista sull'Arena di Verona dall'alto, uno scrigno di storia passata pronto ad accogliere il fil rouge che si dipana sin dai primi minuti, che lo trasforma in stadio olimpico, il più antico del mondo ad ospitare l'Olimpiade moderna. Miglior sipario su Milano-Cortina 2026 non poteva essere immaginato. 15 giorni dopo la doppia accensione dei bracieri, a Milano e a Cortina, si tirano le somme dell'evento a 5 cerchi, per i colori azzurri da record. 30 medaglie, con la provincia di Belluno a svettare in cima alla classifica nel rapporto fra medaglie e numero di abitanti. Devo dire che è stata una grande soddisfazione, perché forse nessuno di noi pensava che avessimo un risalto così, anche se io devo dire la sincera verità, diverse settimane prima dicevo: mi auguro che poi, finite le Olimpiadi, non dovremo rammaricarci perché non le abbiamo vissute come dovevamo. E devo dire che l'ultima settimana a Cortina, io sono stato su solo un paio di giorni, ma mi hanno riportato che si è riempita di persone da ogni dove. Successo oltre ogni più rosea aspettativa a Cortina, presa d'assalto soprattutto dagli stranieri, tifosi degli atleti che hanno infiammato i siti delle gare, pista da bob, slittino e skeleton, stadio olimpico del ghiaccio, pista Olimpia delle Tofane. I disagi inevitabili ci sono stati. Io ho partecipato a non so quanti tavoli per cercare di definire il tema della viabilità, dei trasporti, eccetera, eccetera, con l'aiuto di tutta la mia struttura, dei miei consiglieri provinciali. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quindi ci sentiamo un po' anche noi protagonisti di questo viaggio, di questo percorso. Al punto che sui trasporti già si pensa ad un accordo con Dolomiti Bus per trasformare l'hub di Longarone Fiere per l'organizzazione di navette da utilizzare nei weekend per agevolare gli spostamenti degli amanti della montagna. Ma l'Olimpiade non è ancora finita. Tra pochi giorni la provincia di Belluno sarà di nuovo protagonista delle Paralimpiadi invernali. Anche questo sarà un grandissimo momento, ci sarà la cerimonia inaugurale proprio a Verona e poi ci sarà quella di chiusura il 15 di marzo a Cortina. E devo dire che sarà molto più forte, con la speranza che i nostri atleti, René De Silvestro sarà sicuramente uno dei nostri atleti di punta e fra l'altro portabandiera, quindi noi dovremo essere lì a spingerli ed aiutarli, perché poi le emozioni che abbiamo visto nei volti di chi ha vinto le gare, la delusione di chi non ce l'ha fatta, non ha vinto le medaglie, anche questa rimane un po' scolpita nelle nostre menti, nei nostri cuori. Allora Reato, come commentiamo? Intanto complimenti per lo spot bellissimo, io dopo lo rifaccio vedere, è talmente bello, guardate, è talmente bello che fa capire tante cose, questa bambina, questa ragazzina, l'abbraccio con questo genitore che ha capito la potenzialità di questa ragazza, ma questo grazie allo sport? Certo. Se lei non faceva sport, chissà
cosa sarebbe successo. Prego, Reatto. Allora, ci sono due cose da dire e mi permetto. Non possiamo dire diversamente, perché questi ragazzi, tutti noi, non siamo diversi. Abbiamo delle abilità diverse, ma siamo tutti uguali. Infatti la bella cosa di Special Olympic è che si chiama sport integrato. Le persone normodotate lavorano e sviluppano lo sport insieme a dei ragazzi che hanno diversi tipi di disabilità. Vede che adopera anche lei il diverso. No, Diversi, no. diversi. Diversi nel senso che sono di più. È diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, sì, certo, capito? Però c'è il ragazzino che ha problematiche fisiche, c'è il problema anche mentale, problema psicologico, eccetera. Le cose importanti è che non dobbiamo vedere tutto in maniera, come dice lei, diversa. Siamo tutti uguali. Dobbiamo, ognuno di noi, dare la propria capacità per sviluppare queste cose. Io le dico una cosa, io sono 10 anni che ho conosciuto lo Special Olympics Basket a Treviso e devo dire che mi sento una persona realizzata. Perché? Per due motivi. Prima di tutto perché ringrazio nostro Signore che mi ha dato la possibilità di fare una carriera che mi ha riempito la vita, però poi è questo tipo di lavoro che mi fa stare meglio, perché sono questi ragazzi che ci danno una forza meravigliosa. Prima si vede quell'abbraccio di quella ragazzina col papà. Io lo posso dire che mi sono innamorato di Special Olympics la prima volta che abbiamo fatto il torneo di Treviso in Piazza dei Signori, perché c'era un ragazzino che ha segnato, che aveva la sindrome di Down, che c'è ancora adesso, che ha segnato il canestro, non ha trovato nessuno da abbracciare, è venuto da me arbitro e mi ha abbracciato e io lì mi sono sciolto, mi sono sentito parte integrante di questo percorso ed è questo che mi fa star bene. E quindi Special Olympics sta facendo delle cose bellissime, perché ci sono i ragazzi normodotati, come si dice, che si mettono a disposizione degli altri per sviluppare le attività di ognuno di loro. E mi creda, a volte è molto difficile, perché ci sono situazioni difficili, però ci sono dei miglioramenti, si vedono proprio nei mesi, facendo lo sport il ragazzino, la ragazzina, perché non c'è distinzione. Lei prima ha detto maschi da una parte, femmine. Qui si gioca tutti insieme, maschi, femmine, non c'è nessun problema. Solo gli spogliatoi sono divisi, che dovremmo superare anche questo problema, perché penso che siamo tutti uguali e tutti. Io direi che siamo pronti per fare il passo successivo, che è quello proprio dell'integrazione totale, come diceva il Presidente. Non più Olimpiadi e Paralimpiadi, ma una cosa unica, che sviluppi le capacità di tutti quanti. Presidente, cosa aggiunge a quello che ha detto? Mi sembrano parole molto importanti, quelle di Reatto, questo uomo che sta cercando di far capire l'importanza della comunicazione con l'integrazione. È là il grande problema, comunicare nella maniera corretta e soprattutto integrare nella maniera corretta, però loro hanno tanta roba dentro, però bisogna capire cosa tirare fuori un po' alla volta. Lo sport riesce a fare questo, a mio avviso. Prego. Tirare fuori. Mi attacco a questa espressione della signora Mirella. In questo momento lo sport paralimpico e la costola che è rappresentata da Special Olympics, che è integrata, è un organismo integrato con il CONI direttamente, lavorano in modo mirabile, tanto che dico spesso che meritano il premio Nobel per quello che fanno, del sociale. Il problema dello sport dei diversamente abili, agili, chiamiamoli come vogliamo, io se potessi non li chiamerei in nessun modo se non ragazzi e ragazze, ma o per nome magari. O per nome, ma detto questo, il problema che si deve superare su quella tipologia di pratica sportiva è i numeri. Sono troppo pochi i ragazzi e le ragazze che fanno sport, con difficoltà che fanno sport. Bisogna che si rompa, ed eravamo già anche
con CIP regionale in sintonia anche col presidente precedente, adesso c'è Giorgi, il presidente Giorgi, prima c'era Ruggero Vinnai, dobbiamo cercare di far uscire da casa i ragazzi e portarli nello sport, perché fatto il primo passo non lo mollano più, se toccano lo sport non lo mollano più, bisogna far fare quel primo passo e il focus principale per questi ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà è far fare quel primo passo. Questo credo sia il compito principale di CIP Special Olympics in questo momento e noi cercheremo di farlo con progettualità come CONI, in sinergia con la Regione, come dicevo prima, e con l'assessore e la signora assessore Paola Roma, lavorando proprio su questo, sul far percepire l'importanza sociale, culturale, formativa della pratica sportiva. Poi invece mi aggancerei alla difficoltà di fare sport. Per fare sport strutturato extrascolastico, lo sport organizzato, quello che ha l'onore e l'onere di coordinare i CONI, che se ne dica, costa e costa più del passato, perché questa pessimissima, l'ho già detto in questa trasmissione precedentemente, è un neologismo che ho creato io, pessimissima riforma dello sport declinata nel lavoro sportivo ha penalizzato le società e le società per sopravvivere o muoiono o hanno dovuto correggere in su le quote mensili di frequenza della pratica sportiva. E allora siamo entrati in Costituzione come sport, non occorre più andare inginocchiati e appietire aiuti, adesso chiediamo aiuto, se potessi direi vogliamo, ma desideriamo essere aiutati da chi di dovere, da tutti. Enti pubblici, Stato in particolare, che ci ha tolto con questa legge, ci deve dare molto, ma molto di più, alle cellule vitali della pratica sportiva che sono le società di base in particolare. Qui devono arrivare i soldi, è ora di aiutare la pratica. Poi si dice lo Stato dà 450 milioni allo sport, sono niente di fronte ai 10 miliardi della Francia. E allora non si faccia l'esempio della Francia, si faccia come la Francia. E allora no, non vogliamo le briciole, vogliamo, visto che lo sport è ente formativo, con scuola e famiglia e scuola, ormai lo sport è ente formativo. Bene, e allora che si aiuti come la scuola, come la sanità e non ci si dia le briciole, perché altrimenti fare sport diventa come quando ho cominciato io, il rischio negli anni 50-60, che era il censo che decideva chi fa sport, perché una famiglia con 3 figli, pagare 3 quote mensili per fare sport è difficilissimo. Allora aiutateci, chi di dovere deve avere il dovere di aiutare lo sport. Anche perché sentendo i miliardi che girano attorno al calcio forse è anche da riflettere che forse c'è qualcosa che non va, perché non è che parliamo di milioni, parliamo di miliardi, perciò qualcuno di dovere dovrebbe prenderne atto e iniziare a fare i conti magari con la calcolatrice, che così non sbaglia e forse verrebbero meglio le divisioni. Allora andiamo a vedere questa cerimonia inaugurale proprio a Belluno e poi commentiamo. Andiamo a vedere. È una Sofia Goggia luminosa quanto emozionata, quella che accende il bracciere olimpico di Piazza di Bona. È in quel momento che un brivido percorre Corso Italia, un brivido di orgoglio e consapevolezza. In Mondovisione, in collegamento con la cerimonia principale di San Siro, si alternano momenti memorabili. La musica che unisce, come per l'Inno d'Italia, a Milano Laura Pausini, a Cortina il coro Cadorino Comediano di Sole Note, e qui tra i protagonisti dell'alzabandiera c'è anche il piccolo Riccardo, l'11enne lasciato a terra dal bus in Cadore, è diventato un caso nazionale. Sorride Riccardo, ma la sua emozione è visibile anche nel dietro le quinte. Con lui del resto c'è il quartetto d'oro nella staffetta di fondo a Torino 2006, Balbusa, Zorzi, Di Centa, Piller Cotrer.
Una serata iniziata con lo sfilamento di 34 associazioni di volontariato del territorio, non manca nessuno, i gruppi in costume, addirittura le maschere dei mitologici Krampus e poi il mondo dello sport giovanile. Noi siamo qua di Cortina, siamo uno sci club di Cortina, però veniamo un po' da tutta Italia. Io per esempio sono di Milano, lui è di Milano, però ci sono ragazzi anche da Roma, siamo un po' da tutta Italia. Fa un effetto incredibile, soprattutto per noi che veniamo da quando siamo piccoli in queste vie, giocavamo a pallacanestro da piccolini, venire qua in questi giorni, tra l'altro siamo tutti volontari. 2 anni fa ci sembra è un sogno per noi. Un sogno che ora è realtà, al cospetto di quella Tofana illuminata e mai così ricca di suggestioni, a guardarla con timore quasi reverenziale le centinaia di atleti che hanno sfilato lungo Corso Italia tra tifo e applausi, anche qui in contemporanea con Milano, in un tempismo perfetto. Ora si gareggia e si fa sul serio con l'emozione chiamata a trasformarsi in prestazione. Cortina dopo 70 anni sembra ancora pronta, il tempo è passato ma l'energia resta. Stavamo parlando, visto che voi intanto guardavate questo bellissimo replay di questo video fantastico delle Olimpiadi, non mancava niente di sicuro, ma tanto c'erano anche tanti soldi, ci mancherebbe che avessimo fatto anche flop con quelli che sono cose. È andato bene, finito io, scusa, una montagna di soldi, ma è andato benissimo e va bene. Il problema è dopo? E il dopo adesso bisogna continuare. Per questo io vi ho invitato, bisogna parlarne, continuare, questi ragazzi devono fare sport tutti i giorni, non devono fare sport quando gli viene in mente o quando qualcuno dice, cioè pensa di organizzare qualcosa di importante. Reato, cioè dobbiamo farlo tutti i giorni, dobbiamo prendere quelli che non vogliono farlo e farglielo fare. Allora io lo metterei come materia di studio alle scuole elementari e poi alle scuole medie, come succede un po' nei college americani. Fare sport è fare del bene a se stessi e alla collettività e è una materia di studio che ti insegna tante cose che le altre materie magari non ti insegnano. Il problema, ripeto, è che a scuola non si fa e come diceva giustamente il Presidente, chi vuol fare attività sportiva al giorno d'oggi deve pagare e le famiglie tante volte hanno problematiche a pagare più quote e allora chi ha più possibilità fa qualcosa in più. Chi ha meno possibilità fa qualcosa in meno, lasciando poi, una volta quando si andava a giocare a calcio nel campetto o a basket, sempre nel campetto, non si andava in giro a fare. Se la mamma e il papà volevano trovarti, ti trovavano lì, sapevano perché era il luogo eri. di ritrovo di tutti. Nascevano le prime amicizie, i primi amori, le prime scappatelle, però si era lì e non si fa. Adesso non sai più dov'è. Con tutte queste cose elettroniche che seguono i ragazzi d'oggi, non so, non mi risponde. Però guardi, ci diamo del tuo addetto con reato, perché certo, tanto facciamo tutti la stessa cosa. Io ho avuto il presidente e il vicepresidente anche degli alpini, il quale ha detto una cosa importante. Loro fanno questi campi estivi durante l'estate. E quello che ha impressionato loro, il numero di ragazzi che vogliono partecipare. Certo. Non hanno il cellulare. Mi sembra i genitori chiamano una volta ogni 2 o 3 giorni e basta. Eppure le richieste di andare a fare questi campi estivi sono aumentate che non sono neppure riusciti a inserire tutti i ragazzi. Allora, cioè, o qualcuno non ha capito niente, Presidente, perché ce lo dicono, che vogliono stare assieme, che vogliono fare gruppo, che loro si parlano tra di loro perché hanno un linguaggio diverso. Tu devi capire che devi anche lasciare spazio e capire dove vogliono andare a parare, che forse quelli più che alzano l'asticella sono quelli che dovrebbero insegnare a rispettare le regole a questi ragazzi. Potrebbe fare tante cose, però bisogna fare squadra. Noi abbiamo provato all'ippodromo, vero Presidente? Questo spazio enorme che nessuno frequentava, pochissimo, tanto è vero che il Presidente anche era strafelice. Sport senza barriere.
No, perché vai sempre a pestare i piedi a qualcuno, no? Perché non è stato nell'ottica di qualcuno che governa, che amministra, e perciò non partecipa, non ti supportano e fanno del male a questi ragazzi. È questa perché si faceva inclusione, è vero o non è vero, Presidente? Lei ha partecipato. Sì. Abbiamo avuto anche veramente un supporto delle famiglie, delle persone che venivano a vederci. Però ecco qua, la squadra deve fare il gruppo e qua non ci siamo reato, perché ognuno guarda il proprio orticello. Qui ci sono i campanili, io dico sempre che c'è il profondo sud ma c'è anche il profondo nord, siamo qui e siamo qui noi. Allora noi se continuiamo con i campanili, io sono più alto, sono più bravo, ho più soldi, ho più tutto, non si va da nessuna parte, ma che pagano le conseguenze sono questi ragazzi e queste famiglie che non ce la fanno. Io ho un banco alimentare e vengono famiglie per bene, perché con 2 stipendi, 2, non ce la fanno, non ce la fanno. Mi spiegate a questi ragazzi il messaggio che arriva a vedere la mamma, accompagnare la mamma al banco solidario a fare la spesa? Per loro è un'umiliazione, io li vedo, è un'umiliazione. Sono costretti perché devono mangiare, ma li vedi, sono tristi, gli occhi bassi, non parlano, hai voglia di qualcosa, non parlano. Dobbiamo capire che veramente a quell'età non è che sia così semplice capire i problemi che hanno la famiglia, ma li vivono questi ragazzi. E se tu non riesci veramente a far sì che riescano a superare quel momento, magari con lo sport, qualsiasi, ce ne sono talmente tanti, è possibile che nessun sport piaccia a questi ragazzi. Pubblicità. Adesso andiamo a vedere un altro servizio molto bello che sono le medaglie bellunesi. Olimpiadi invernali 2026, le Olimpiadi dei record e delle imprese storiche. Dal record di medaglie azzurre per Arianna Fontana, che ha eguagliato quello di 13 medaglie olimpiche di Edoardo Mangiarotti, dalle imprese con 2 ore a testa di Federica Brignone a Cortina nello sci alpino davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quelli di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio. E poi la grandissima gioia per i risultati degli atleti bellunesi. Io ho festeggiato venerdì sera Lucia Dal Masso, che è la prima gordina ad aver vinto una medaglia olimpica nello snowboard, ma con lui c'è l'allenatore, lo skiman, che sono bellunesi, e poi abbiamo avuto il grandissimo risultato di Stefania Costantini, ormai la conoscono tutti, è lei che penso abbia creato la passione per il curling dopo la vittoria insieme a Amos Mosaner, anche lì il direttore tecnico è di Cortina. Poi ci sono state la Lollobrigida, come ricordavi tu, allenata da Alessandro Mazzoleni, che è un ragazzo di Pieve di Cadore, e poi devo dire che ieri è un po' stata un'altra giornata storica, perché abbiamo avuto Elia Barpa, che è di Trichiana, che ha vinto la medaglia nella staffetta del fondo, Lisa Vittozzi, che è vero, è una residente sappadina ma è nata a Pieve, vive in provincia di Belluno, quindi per noi è una di noi. E poi c'è anche il grande risultato complessivo che tutte queste ragazze hanno fatto. Ricordo anche Davide Graz, che è di Sappada, ma anche lui figlio dell'ex sindaco, che è un ragazzo sul quale io quando era giovane parlavo sempre col papà dicendo che secondo me lui avrebbe fatto una grande carriera perché aveva i numeri per riuscire a farla. Sono stato per questa volta almeno anche sono contento, perché se lo merita, un ragazzo d'oro, una famiglia d'oro, e quindi anche Graz fa parte un po' dei bellunesi. Con una rimonta entusiasmante negli ultimi 3 giri, il vicentino Davide Ghiotto trascina gli azzurri al secondo oro olimpico nella storia del pattinaggio su ghiaccio di velocità nell'inseguimento a squadre. Con i trentini Andrea Giovannini e Michele Malfatti, Ghiotto di San Gottardo ha costruito un capolavoro tattico schiantando gli Stati Uniti. Contro i campioni del mondo in carica, gli azzurri hanno lasciato sfogare gli avversari nei primi 5 giri. Poi la progressione, il cambio di ritmo, il sorpasso nelle ultime 2 tornate. L'ultimo chilometro è una lunga sinfonia azzurro, pattinata potente, cambi perfetti, traiettorie pulite. Il cronometro si ferma a 3 minuti 39 secondi e 20 centesimi. Gli americani cedono di schianto, il distacco è netto, oltre 4 secondi e mezzo. È il primo oro olimpico veneto di questa edizione e la prima
medaglia per Vicenza. Dopo la delusione nella gara individuale, Ghiotto si prende la rivincita più bella, quella che vale l'Olimpiade. Il podio si completa con la Cina, che nella finale per il bronzo supera i Paesi Bassi per appena 9 centesimi. Una vittoria, quella degli azzurri, che profuma di riscatto e di storia per questo sport. Vicenza sale di nuovo sul tetto del mondo del pattinaggio, 20 anni dopo il campione asiaghese Enrico Fabris. Abbiamo visto queste medaglie meravigliose, però io sono convinta che il presidente Dino Ponchio ha qualche perlina da raccontare, magari qualcosina che in futuro cosa succederà. Ci sono dei progetti importanti, Presidente? Ma il progetto più importante è che avremo tra 2 anni le Olimpiadi giovanili a Cortina. Le Olimpiadi giovanili sono un grande momento perché in qualche modo esalta l'attività sportiva giovanile, che è la premessa poi alle medaglie delle Olimpiadi per gli adulti, quelle vere. E avere questa seconda opportunità su Cortina è molto importante, ma io non nascondo, dato sì che prima si parlava anche di Giochi della Gioventù, che è un acronimo molto bello che ci ricorda e ci riporta a quando eravamo giovani. Io già facevo l'insegnante quando sono nati i primi Giochi della Gioventù e questo mi colloca nel tempo e nello spazio, ma siamo legati al DNA dei Giochi della Gioventù, che era molto buono. Poi il DNA è degenerato, per cui sono stati chiusi giustamente. Adesso qualcuno vuole riesumarli, ma per restituire dignità ai Giochi della Gioventù bisogna partire con idee chiare, che in questo momento non ci sono, soprattutto a livello ministeriale. Quindi partenza falsa, bisogna ripartire, andare ai blocchi e ripartire con le idee giuste. Le idee giuste dei Giochi della Gioventù è che è un'opportunità di fare sport per chi non lo fa. Chi lo fa già è già servito, deve essere un'opportunità per chi non lo fa. Se non c'è questo assioma, inutile farli. Detto questo, non nascondo che oltre alle Olimpiadi giovanili ho il sogno di portare anche il trofeo CONI, che è praticamente l'Olimpiade italiana Under 14 di ogni e qualsiasi sport in Italia, che si fa quello estivo, l'anno prossimo sarà a Bari, e si fa quello invernale. Mi piacerebbe portare, dopo che siamo stati a Courmayeur quest'anno per fare quello invernale, portare in Veneto, Cortina, ma forse anche Asiago, ma forse anche in altri luoghi idonei, il trofeo CONI invernale, che è una rassegna per Under 14, 1000 ragazzi circa, che gareggiano divertendosi nella applicazione pratica dell'attività agonistica sana, quella educativa, quella del rispetto di se stessi, degli altri e delle regole, che è quello che vogliamo noi. Allora, sentiamo anche come commenta Marcello Reatto queste parole molto importanti del Presidente, che ci crede, che vede ha una visione del futuro molto rosea per questi ragazzi. Il problema è che bisogna investire, non c'è niente da fare. Alla fine la parola è investimento, ma tu investi però sul futuro. Il futuro sono i giovani, non c'è niente da fare. Magari accompagnati dai diversamente giovani, ma il futuro è sui giovani, sì o no? Perciò se li facciamo crescere bene avremo un bel futuro anche noi, perché saranno loro che ci cureranno, o no? Prego. Certamente, anche perché se la piantina viene fatta crescere bene diventa un bel fiore e poi un bell'albero. Se invece li tagliamo i rami, non so dove si va a finire. Ma il Presidente è un vulcanico, mi piace. Io l'ho conosciuto oggi per la prima volta, lo conoscevo solo in televisione in una maniera diversa. Invece trovo una persona molto piena, carica, piena di voglia, avrebbe proprio la possibilità di fare tutte queste cose per i ragazzi giovani. Anche Presidente del Veneto, insomma, sì, cioè, no. È anche una persona... È anche il mio Presidente, perché io faccio parte del CONI, quindi perciò sono io penso onorato. Che abbia adesso un po' la strada spianata. Come dici tu, il problema è trovare l'espressione finanziaria che ci aiuti a fare tutte queste manifestazioni. Cosa ho detto, Reatto, qualche volta, anzi lo dico anche spesso, che i nostri grandi imprenditori, perché ne abbiamo veramente tanti, magari un yacht in meno, un palazzo in meno magari, no? Tutti quanti, sai quanti soldi vengono fuori?
Cioè, cosa ne fanno poi? Che non sa neanche a quante case, cioè dove vanno ad abitare con tutte queste case, sti yacht, li cambiano, li prendono. Cioè, pensate anche a queste persone, perché sono i vostri figli, i vostri nipoti, gli amici dei vostri figli e dei vostri nipoti. Cioè, pensate, e io lo faccio già, a parte che possono anche scaricare spese, perciò non vedo tutto sto problema, perché li scarica anche, non ho capito, perché fortunatamente la politica ha fatto anche questo, ha dato la possibilità. Tu investi, aiuti, però ti do anche una mano. Il problema è che bisogna farglielo capire, perché io sono convinta, Presidente, che se lei li prende per mano uno a uno, questo lo devono fare i sindaci, i presidenti delle regioni, perché sono loro, la politica ad alto livello, perché abbiamo i nostri onorevoli, i nostri senatori, li abbiamo. Perciò io sono convinta che se loro li prendono per mano e puntano molto su questo, salveremo il mondo. Con l'arte, la bellezza e lo sport, io lo dico sempre, non c'è altro. Questo, l'arte, la bellezza e lo sport. Presidente, ce la faremo? Qualcuno di illuminato imprenditore c'è, che mette molto a livello sociale e anche dello sport. Altri, meno illuminati ma ancora apprezzabili, sono quelli che investono nello sport di elite, di immagine. Sono utili anche quelli, ci mancherebbe, altrimenti lo sport alto soffrirebbe ancora di più. Molti altri non fanno niente e quella è la platea enorme su cui si deve puntare, ma si deve puntare, come diceva la signora Mirella, nel modo giusto, perché se noi andiamo a pietire un aiutino per la nostra società, ci dicono guarda, il budget è chiuso, vieni l'anno prossimo, vai l'anno prossimo è chiuso, diventa la storia del sovrintento. E allora bisogna aggredire queste potenzialità economiche attraverso coloro ai quali loro sono più sensibili, che sono la politica. E quindi bisogna arrivare per le strade giuste e torno a bomba, credo che l'approccio nei confronti dello sport, di questa governance della regione, sia quello giusto e mi piacerebbe dire sicuro, conto molto che ci aiutino anche da questo punto di vista per far ritornare, ribaltare utili guadagnati lecitamente naturalmente da chi detiene il potere economico per ribaltare nello sport, nel sociale, nello sport in particolare che ci interessa, parte di questi utili che non sono un investimento, come si diceva prima, non sono un utilizzo fine a se stesso, sono un investimento per il futuro. Non sto qui a dire che ogni euro investito nello sport, ormai è un mantra che tutti usano, equivale a un risparmio sulla sanità, ma anche sulla istruzione, ma sull'educazione, sul sociale, come mi piace dire, e quindi speriamo molto che ci ritornino giustamente quello che lo sport ha bisogno, risorse, perché alla fine senza di quelle non si va da nessuna parte. Allora andiamo a vedere anche questo mondo del volontariato, perché le Olimpiadi hanno funzionato anche grazie ai volontari, a questo mondo meraviglioso. Andiamo a vedere e poi commentiamo. bel ricordo delle Olimpiadi sicuramente quel giorno quando ho portato la campionessa, medaglia d'oro e 3 medaglie d'argento, la Chiara Mazzel. Sicuramente indelebile, una giornata che rimarrà per me nel cuore. Erano in tanti, oltre 200, i volontari olimpionici che non hanno voluto mancare alla grande festa organizzata in Piazza dei Martiri. Un tributo a chi, lavorando dietro le quinte, ha contribuito a rendere possibile l'Olimpiade invernale 2026. Ognuno con la propria divisa, a rappresentare impegno e orgoglio, spirito di squadra e senso di appartenenza. Un momento di unità e di allegria e di tanta voglia di fare tutti quanti. Una bella esperienza, molto emozionante, si vede tutta la macchina organizzativa dietro che c'è alle Olimpiadi e sì, è un'occasione unica perché sì, capita una volta nella vita. Una grande emozione, onorato di aver portato appunto col cappello alpino la fiaccola e
un ricordo che mi resterà per sempre. Tanta compagnia, tante conoscenze nuove che porterò sicuramente con me, quindi amicizie in generale. E niente, posso dire un'esperienza che rifarei al 100%. Bella esperienza in Olimpiadi di Cortina, è stata bella, sono rimasta molto soddisfazione. Ricordo delle Olimpiadi. Una bellissima esperienza, veramente guai non esserci, diciamo. Io sono un po' strano, vengo da Gorizia, sono un po' così borderline qua, ma ho detto mia mamma a suo tempo ha insegnato qua a Belluno, allora mi sento un po', sono diventato anche un po' bellunese, cortinese. Una super esperienza, colleghi super, è veramente una cosa unica. La serata è stata il momento conclusivo di un lungo percorso culminato con il passaggio della fiamma olimpica e paralimpica e poi con le gare a Cortina. La grande festa si è svolta tra i giardini del Salotto Buono di Belluno davanti a Porta Dante, dove per tutta la durata dell'evento è stato installato un maxi schermo. Assieme ai volontari anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate, dei vigili del fuoco e della protezione civile, oltre ad allenatori e atleti rappresentati da Angela Menardi, Matteo Ronzani e Luca Palla. Specialmente nel nostro mondo paralimpico sono stati molto gentili nel villaggio, sulle piste, sul parterre, hanno sempre avuto il sorriso, anche se ogni tanto arrivavamo anche un po' arrabbiati noi atleti, no? Però hanno sempre avuto una parola in più e li devo ringraziare a nome mio e anche a nome della squadra nostra, dell'Italia, perché ci hanno sempre accolti in maniera stupenda. Festa è riuscita, hanno risposto con entusiasmo, ho ricevuto già numerose email di ringraziamento da parte dei volontari, degli sportivi, insomma è stato un gesto gradito, posso dire gradito, siamo contenti, adesso ci sono i bambini che stanno cantando, è un momento davvero emozionante. È questa l'immagine di una giornata indimenticabile, aggettivo usato più volte dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a Cortina ha portato alle atlete impegnate nel Super G il supporto di un intero paese. L'abbraccio con Federica Brignone è liberatorio. Quanto sofferta è stata la reazione del Presidente alla caduta dell'altra grande azzurra, Sofia Goggia. Con lui c'è anche la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. Ma il sostegno alle atlete e agli atleti si vede anche nei piccoli gesti, con Mattarella accompagnato dalla figlia Laura che pranza al villaggio olimpico dopo aver salutato anche le autorità locali, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, il sindaco Gianluca Lorenzi, il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, lo stesso Giovanni Malagò, i vertici del CONI. Ben arrivato. Grazie a lei. Ma l'accoglienza non è solo istituzionale. Nel pomeriggio davanti Casa Italia, a meta finale del viaggio a Ampezzano, partono gli applausi da ogni angolo della strada. Dentro Casa Italia Mattarella parla di gesta atletiche, di sport e valori. Complimenti a tutti gli altri atleti e le altre atlete che stanno realizzando in questo momento non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell'amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro paese. E questo è il senso delle Olimpiadi, è il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive tra tutti i popoli attraverso lo sport. E nella giornata d'oro di Cortina in Corso Italia c'è anche il vescovo di Belluno Feltre per una riflessione che non è soltanto di fede. Sono davvero molto ammirato nella capacità, nella bravura di questi giovani. Ecco, mi colpisce proprio il fatto che questi giovani stanno dicendoci qualcosa anche a noi e stanno sprigionando qualcosa. C'è bisogno di farla venire fuori la vita in tutte le sue possibilità, potenzialità. Questo anche nel rilancio, nel pensiero del rilancio del futuro di questa provincia e di questi territori. Soprattutto questo, ma anche nel contesto più ampio, e come vediamo se una parte non funziona scombina il resto. Dobbiamo imparare a combinarci di più a livello anche così più internazionale, me lo auguro di cuore.
Ed è proprio attraverso lo sport che il mondo guarda a Cortina e all'ormai mitica Olimpia delle Tofane, la pista che domina la conca. Quando arrivano le frecce tricolore, la sensazione generale è che la giornata da indimenticabile sia destinata a diventare memorabile. Ma avete visto comodamente a caso, a letto, cosa vi ho fatto vedere questa mattina? Avete visto? Ma quanto belli siamo! Ragazzi belli, atleti belli, montagne più belle del mondo, abbiamo dei posti meravigliosi. Allora, Presidente Ponchio, come ci saluta? Vi saluto con un abbraccio e con il speranza, messaggio che lo sport... Fare sport è ancora un luogo sano e a fronte dei tanti problemi che ci sono nella società in generale, lo sport è ancora un posto dove i genitori, le famiglie possono mandare con fiducia i ragazzi. Ci saranno anche dei piccoli problemi, ma ce li risolviamo anche tra di noi. Fare sport fa bene. E invito ai genitori di portare i ragazzi e le ragazze a fare sport, si divertiranno, faranno conoscenze, socializzeranno, faranno anche gare. Adesso qualcuno tende a mettere in discussione l'agonismo mettendolo come quasi un disvalore. Guai! L'agonismo, come dicevo anche prima e mi ripeto, l'agonismo sano, quello del rispetto di se stessi e degli altri e delle regole, è un grande valore che va tutelato. Poi cresceranno in modo sano e equilibrato. Noi come CONI curiamo in modo particolare la formazione continua, quindi l'aggiornamento di tutti gli operatori dello sport, tecnici e allenatori in particolare, perché siano in grado di intercettare le problematiche dei ragazzi prima che sorgano, prevenirle, perché siano dal punto di vista culturale, didattico, tecnico, didattico, formativo all'avanguardia. Quindi abbiate fiducia, genitori, nonni che ci guarderanno, mandate i ragazzi e le ragazze a fare sport, cresceranno bene, qualcuno gareggerà, come dico sempre, qualcuno vincerà, ma noi insegniamo anche la cultura della sconfitta, che è importante come la cultura della vittoria, e quindi aiuteremo questi ragazzi da diventare bambini, adolescenti ad adulti sani e consapevoli. Grazie veramente, grazie al Presidente Dino Ponca, Presidente CONI Comitato Olimpico Veneto, di essere stato con noi, mentre Marcello Reato rimane ancora qui perché vuole interloquire con un'altra ospite graditissima, che è la sindaca di Cavallino Treporti, l'avvocata Roberta Nesto. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. Pubblicità.
Ringrazio e saluto Roberta Anesto, sindaco di Cavallino Treporti, grazie veramente di essere qui, è un piacere, un pezzo che non ci sentivamo. Saluto anche Francesco Berton, Asso Camping, grazie anche a Francesco Berton di essere qui, spiegheremo l'importanza anche di questa parola per una stagione lavorativa, balneare che sta partendo, ormai manca poco, speriamo bene, l'importanza è capire cosa abbiamo, chi siamo e cosa abbiamo. Allora, Sindaca, intanto io le faccio i complimenti per quello che abbiamo visto, un video bellissimo, ma soprattutto volevo presentarle anche Marcello Reatto, che è arbitro di basket da 50 anni, pensi, e fa parte di Special Olympics. Perché quando ho nominato Cavallino Treporti ho detto, ma che bel posto! Allora ho detto, Roberto, chissà che non nasca qualcosa questa mattina con questo sindaco che ha sempre una visione molto ampia, molto allargata, perché io penso che abbiamo dei posti meravigliosi, unire l'utile al dilettevole, il mare e lo sport. Prego, sindaco, cosa ci racconta? Ma intanto la saluto, lei, il suo ospite e anche tutti i telespettatori. Per me è sempre un piacere partecipare alla sua trasmissione, che è molto utile e ha anche sempre dei profili sociali importanti. Per quanto riguarda Cavallino Treporti, è sempre molto attenta rispetto al tema della disabilità e al tema delle problematiche sociali in generale. Ovviamente non è facile perché noi abbiamo dei vincoli ambientali importanti, quindi alcune barriere architettoniche che ci sono dovute anche alle difficoltà logistiche di calare a terra delle situazioni. Però ovviamente ci sono tanti sport che possono essere fatti nella nostra palestra all'aria aperta, quindi sicuramente sport e turismo, sport e disabilità, sport a 360 gradi va bene. Noi abbiamo poche strutture al chiuso, ma abbiamo una grande disponibilità per quanto riguarda proprio il fatto di fare dell'attività fisica all'aria aperta, perché il benessere, il benstare per noi è fondamentale. Allora conosciamo anche l'altro ospite, Francesco Berton, prego. Chi è? Cosa fa? Prego. Buongiorno, è un piacere essere qua anche da parte mia. Io rappresento l'Asso Camping. Asso Camping è l'associazione che raccoglie tutti i campeggi di Cavallino Treporti. Voi avete visto benissimo nel video di presentazione, Cavallino Treporti è considerata la capitale europea del turismo all'aria aperta. Noi abbiamo tra le più grandi e le più famose strutture ricettive all'aria aperta d'Europa. E sono effettivamente, come dicevate prima, anche una grande palestra all'aria aperta. Mandiamo anche le immagini, chiedo alla regia di Cavallino Treporti, così intanto che appunto parla anche Francesco Berton, vediamo il Cavallino Treporti. Prego Berton. Noi abbiamo appunto queste grandi strutture, grandi, piccole, medie strutture attrezzate e molto apprezzate dagli ospiti che anche contano ormai quasi 70 anni di storia e negli anni hanno conosciuto una grandissima evoluzione. Si è passati da quello un po' che si considerava un parcheggio all'aria aperta dove sporadici ospiti arrivavano con le proprie tende, con le moto, a strutture che oggi sono appunto, come dicevo prima, i vertici europei per qualità, con parchi acquatici, servizi di ristorazione di altissima qualità, animazione e appunto tutti i servizi che rendono una vacanza assolutamente coinvolgente in un contesto, quello di Cavallino Treporti, che è unico, perché questi campeggi non sarebbero così belli, non sarebbero così famosi se non si trovassero a Cavallino Treporti, dove appunto oltre a una natura incontaminata c'è un contesto sociale, c'è stato uno sviluppo negli anni che rendono questo territorio veramente unico, perché ci sono i campeggi sul fronte mare e dietro comunque c'è un territorio verde, libero, che si può girare, come vedete, in bicicletta, correndo a piedi, passeggiando e scoprendo appunto tutte le meraviglie che ci sono, e poi tutto il contesto lagunare ovviamente che ci contraddistingue anche quello, e che è anche quello un unico, tant'è che è un patrimonio dell'UNESCO.
per quanto riguarda appunto l'ambito ambientale in cui siamo inseriti. Allora, Marcello Reato, cosa diciamo a questi ospiti, sia al sindaco ma anche a Francesco Berton, che fa capire l'importanza di aver investito su delle cose utili, ecco, ad esempio non molto chiuso ma molto aperto, sì, è quello che vogliono anche i giovani, i ragazzi, l'aria aperta, prego. I ragazzi vogliono appunto l'aria aperta, vogliono le cose belle, vogliono il sole, vogliono il mare, e io direi che sono delle strutture che potrebbero interessare anche il movimento Special Olympics per organizzare dei tornei di diversi sport e per organizzare delle cose proprio sociali, degli incontri tra varie realtà del mondo dello Special Olympic, quindi dello sport integrato, per far fare a questi giovani delle cose diverse che non siano quelle di entrare in palestra e tirare a un canestro o giocare il campo di rugby o fare attività di nuoto. Per esempio c'è uno Special Olympic molto grande che segue il nuoto, perché non fare qualcosa di bello con tutte queste belle piscine e con il mare che abbiamo? Sentiamo il sindaco cosa dice a Marcello Reato che ha rilanciato. Prego sindaco. Allora, bisogna essere molto attenti perché non possiamo fare brutte figure con queste persone che hanno delle aspettative. Quindi le piscine sono piscine attrezzate, però sono piscine di un certo tipo, quindi di conseguenza bisogna verificare poi la fattibilità di questi progetti, anche a seconda della disabilità, perché purtroppo il mondo della disabilità è un mondo molto complesso, dipende da che tipologia di disabilità. Quindi una disponibilità di massima c'è, a me farebbe molto piacere, soprattutto per la bassa stagione, l'altra stagione, perché ovviamente non dimentichiamo mai che Cavallino Treporti fa un numero di presenze importante, però lo fa con le piazzole, cioè non abbiamo tantissime unità abitative, no? Le unità abitative che abbiamo sono ben attrezzate anche per i disabili, perché questo ci tengo a dirlo, però la gran parte della ospitalità di Cavallino Treporti è su piazzola, quindi questo è un limite, cioè se uno non ha tenda, roulotte o caravan non è che trovi così facilmente un'unità abitativa a Cavallino Treporti, quindi nella bassa stagione sicuramente c'è più disponibilità e mi farebbe piacere parlarne. Ecco, l'importante è, io sono dell'idea che bisogna, sindaco, io sa come la penso, cioè ognuno deve fare il proprio in base a quello che ha, a quello che può mettere nel piatto. Ecco, uno mette una cosa, uno ne mette un'altra, alla fine però il problema viene risolto, perché noi, vede, abbiamo questo problema che siamo molto divisi, facciamo tante cose, ma sempre ognuno fa la propria cosa. Invece dobbiamo farle assieme, nella maniera giusta, nel modo giusto, ma anche nel posto giusto, perché avere questi posti bellissimi e sentire delle volte io dove vado, cosa faccio, chi mi porta, quando abbiamo il mondo del volontariato, sindaco, che ha visto con le Olimpiadi che se non ci fosse stato queste Olimpiadi non sarebbero riuscite come sono riuscite, anche per quanto riguarda la sicurezza, il coordinamento, l'organizzazione, capisce che forse unendo le forze noi ci saremo. E qua è il problema di avere la volontà di sedersi attorno a questo tavolo e vedere cosa si può fare per questo mondo, che non parliamo solo del mondo giovane, ma il mondo anche dei diversamente giovani. Io dico sempre, ma perché nella bassa stagione non li portiamo in questi posti a visitare? Non hanno mica tutti l'Alzheimer o patologie, ci sono delle persone meravigliose e là è sempre un problema di costi, di trasporti. Io invece dico che non è un problema il costo del trasporto, il problema è che qualcuno non vuole più muoversi, si sta tanto dentro, tanto al chiuso, siamo abituati a stare al chiuso, tutti al chiuso. Io vado anche giro, non so, lei sindaco, lo chiedo anche a Francesco Berton, ma quando giro in macchina vedo questi giardini, queste meraviglie, questi parchi sempre vuoti, sono sempre vuoti. L'altro giorno si parlava di piste ciclabili, io vedo le piste ciclabili sempre vuoti, anzi vedo che corrono
fuori quelli che corrono della pista ciclabile, allora capite che forse c'è qualcosa da rivedere. Cosa ne pensa Francesco Berton? Beh, allora, innanzitutto sugli eventi sportivi sicuramente concordo assolutamente con la Sindaco che se ne può parlare, in particolar modo per la bassa stagione. Vi dico, la prossima settimana delle 30 strutture che sono presenti a Cavallino, alcune già aprono, una decina, e le più grandi stanno proprio aprendo in funzione di alcuni eventi sportivi, per esempio di pallamano che si svolgerà proprio in spiaggia. Quindi diciamo che gli eventi sportivi per la bassa stagione possono essere un elemento da valutare. Più difficile, appunto, come diceva la Sindaco, nei periodi di alta stagione dove l'afflusso è notevole e quindi gli spazi o comunque l'organizzazione di questi eventi diventerebbe più complicata. Quindi assolutamente, ma anche proprio sport, giovani che vengono qui per godersi il territorio, ma anche per vedere usare Cavallino Treporti come punto di partenza per vedere tutte le bellezze che abbiamo nel Veneto. Possono coniugare il mare e poi possono da qui partire per visitare. Anche qui si sta lavorando e questo tipo di vacanza, questo tipo di iniziative si stanno svolgendo. Sarà che poi noi viviamo prevalentemente dalla primavera all'autunno, le nostre piste ciclabili sono frequentate, anzi negli ultimi anni anche grazie all'amministrazione abbiamo visto un'implementazione delle piste ciclabili, quindi la gente arriva con la macchina, parcheggia la macchina e su Cavallino si muove in bicicletta, va a vedersi i mercati settimanali, va a vedersi la laguna e si muove prevalentemente proprio in bicicletta, ovviamente legato al fatto che diciamo che il periodo più vivo di Cavallino Treporti va dalla prima primavera al tardo autunno. Ormai la stagione anche si sta allungando notevolmente. Una volta parlavamo solo di periodi estivi, adesso tranquillamente le strutture sono aperte da fine marzo, primi di aprile a metà ottobre, se non a fine ottobre o addirittura i primi di novembre. Quindi diciamo un territorio che vive, che sta vivendo una stagionalità molto lunga, che si sta allungando di più proprio perché nei periodi di bassa stagione più che la spiaggia si apprezza il territorio e il contorno. Allora, Sindaco, non è che forse dobbiamo fare anche un cambiamento culturale? Perché giustamente Francesco Berton spiegava molto bene invece l'importanza della pista ciclabile nei posti di villeggiatura. Perché allora là la bicicletta la prendo, faccio di bei giri, anche se piove, vedo, qui in città invece quando si ritorna al lavoro basta 2 gocce di pioggia, ciao con la bicicletta, tutti la macchina. Non è che forse anche voi state cercando di fare un cambiamento culturale per cercare di far capire anche l'importanza delle 2 ruote? Abbiamo delle volte veramente degli esempi che sono devastanti per fare pochi metri, poche centinaia di metri, dai con sta macchina. Ecco, un cambiamento culturale a 360 gradi che riguarda le persone diversamente agili, che riguarda il modo di muoversi. Prego, Sindaco, perché io so che voi state puntando molto su questo. Prego. Allora, guardi, io credo che le amministrazioni debbano puntare sul benessere e il benessere passa attraverso anche l'esercizio, la forma fisica, la condivisione, la socialità. Da quando noi abbiamo investito nelle piste ciclabili e abbiamo implementato l'infrastruttura, effettivamente io vedo che c'è più gente che va a piedi e che va in bicicletta, perché se c'è la sicurezza sei invogliato a fare in altro modo. Ovvio che se c'è il brutto tempo è difficile, però io vedo che anche d'inverno, nelle giornate un po' più buone, c'è tanta gente che passeggia e tanta gente che va comunque in bicicletta. Io non so se sia legato alla situazione che Cavallino Treporti è un paese di vacanza, eccetera, però io d'inverno vedo tanti residenti e vedo tante persone che scelgono di camminare e di andare in bicicletta, quindi non soltanto la bicicletta, anche la camminata,
e spesso incontro i miei concittadini proprio lungo la pista ciclabile sul Pordelio. A me fa molto piacere questo tema perché consente che vedi la gente, ti incontri, ti saluti, e credo quindi che otteniamo due piccioni con una fava, no? Cioè quello di tenerci in forma fisica, perché a me piace molto camminare, e dall'altra c'è una socialità che altrimenti saremmo rintanati nelle case o davanti al telefonino, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo è il mio punto di vista. Penso che le amministrazioni debbano investire abbiamo nelle Gabriella da infrastrutture. Mestre, se no mi cade la linea, poi riprendiamo. Vai Gabriella. Ciao Mirella, sono la Graziella. Ah, Graziella, non mi hanno detto Graziella, non Gabriella. Ciao Graziella cara. Sono felice di questa trasmissione, di questa puntata specialmente perché io conosco Cavallino, Tre Porte, Punta Savione dagli anni 70, quindi essere diventata bellissima, ma specialmente la pista ciclabile che io ho tanto girato con la bicicletta. Purtroppo dopo, sai, ho avuto l'incidente di Davide e ho frequentato Villaggio San Paolo, che è veramente ottimo, ben attrezzato per i disabili, tutto quanto, e l'Ernesto continui così perché è veramente brava, e anche il signor Bertone, giustamente. Buon lavoro a tutti e complimenti proprio per questa trasmissione, me la sono proprio goduta proprio, veramente. Grazie cara Graziella, mi fa piacere perché cerco di farla per voi, ecco, di farvi staccare la spina anche qualche volta con dei video veramente belli. Allora per avere proprio, come dice Graziella, questo Cavallino Tre Porte, andiamo a vedere un altro video istituzionale perché sono veramente belli.
Allora Marcello Reatto, so che vuoi dire qualcosa al sindaco di Cavallino Treporti, l'avvocato Roberta Ernesto. Sindaco, volevo solo dirle una cosa, non abbia preoccupazioni, quello che noi vorremmo poter fare è qualcosa che può cominciare in maniera molto piccola, un piccolo torneo di basket, un incontro tra, per dirle, Venezia e Treviso. Lei mi sembra che abbia degli occhi molto profondi ma molto lungimiranti, che guardano lontano. Secondo me, come diceva Mirella, se facciamo squadra tutti insieme e cominciamo magari con delle cose piccole per far capire alla gente l'importanza di fare sport e fare sport nella disabilità, possiamo fare di tutto. Non abbiamo bisogno di grandi opere, abbiamo bisogno solo di buone idee e di buone persone che vogliono fare squadra. E penso che qua siamo tutti con la volontà di fare squadra, lei per prima e anche il signore dell'Asso Camping, quindi nessun problema. Cos'è questa maglietta, Marcello? Questa è la maglietta, e ve la faccio vedere, di Special Olympic Italia, la maglietta da arbitro. Io sono un arbitro di specie con l'Olympic. Devo dire alla sindaca che io ricordo i tempi tanti anni fa, quando venivo a arbitrare a Cavallino Treporti e a Jesolo, nei campi di periferia, nelle palestre di periferia, quando ero un arbitro giovane che ancora cercava la sua strada. E abbiamo sempre avuto una grande accoglienza. Questa è la maglietta che ci contraddistingue e che noi useremo perché a giugno, il 12, 13 e 14 giugno, a Treviso si svolgerà in Ghirada il più grande torneo a livello internazionale di basket integrato, e sono 40 squadre che vengono da tutto il mondo. Guardiamo anche le immagini per cortesia del basket, prego. E diciamo che è diventato da piccolo incontro territoriale, perché è iniziato 13 anni fa in Piazza dei Signori a Treviso, ecco. Questo però è il basket in carrozzina, è una cosa un po' diversa. Comunque vediamo anche questo. No, vediamolo, fa parte questa è una cosa in più addirittura, è un'altra espressione della pallacanestro, diciamo, integrata. Noi siamo tutti ragazzi normodotati che giocano, arbitrano e fanno pallacanestro con dei ragazzi che hanno delle disabilità. Stiamo tutti bene insieme, la marca trevigiana e anche il veneziano è piena di società, quindi organizzare anche un piccolo torneo a 2 squadre, a 4 squadre è un attimo, ma soprattutto poi si può far vedere il panorama, organizzare delle gite in bicicletta come diceva lei, cioè le idee basta metterle giù e svilupparle. Allora non andiamo a nessun vedere problema. questo servizio Scenari Turismo proprio dell'avvocato Roberta Ernesto, sindaco di Treporti, perché è bellissimo. Andiamo a vedere. Noi stiamo puntando molto sull'altra stagione, cioè sul prolungamento, sulla destagionalizzazione. E mentre si pensa a come rendere Cavallino Treporti attrattiva anche fuori dei mesi estivi, sono proprio i numeri del turismo all'aria aperta, marchio della località, che con quasi 7 milioni di presenze registrate nel 2024 continuano a decretarla come quinta città turistica italiana e prima tra le mete balneari. Anche di questo si è parlato nel corso della prima edizione dello Stato del turismo in Italia, tenutosi non a caso proprio a Cavallino Treporti. Contra gli altri il ministro Urso in video intervista. Sono state stagioni record, forse chiuderemo magari anche con qualche percentuale in meno, ma non è questo, sono tutte soddisfazioni che abbiamo da questo punto di vista, perché sono dati comunque importanti. Tra campeggi, resort e villaggi sono 29 le strutture all'aria aperta presenti, con Germania e Austria tra i mercati di riferimento concentrano l'89% delle presenze complessive, generando un valore economico che sfiora il miliardo di euro, pari al 9% delle presenze sempre open air nazionali, e garantito anche nel nome della sostenibilità ambientale, con la tutela dei suoi grandi spazi verdi. E quindi un turismo di famiglie, ovviamente nella bassa stagione un turismo un po' diverso perché ci sono meno bambini e più coppie senza figli. Abbiamo sicuramente
sicuramente una situazione favorevole perché abbiamo una permanenza quasi di 9 giorni, quindi permanenza media molto elevata. Comparto che garantisce 3.500 posti di lavoro, guardando il 2026, anno delle Olimpiadi invernali che coinvolgeranno il Veneto, diversi gli obiettivi, tra i quali infrastrutture e collegamenti. Che si possa gestire al meglio i flussi, perché così anche i residenti possono essere più sereni a casa loro. Che ci siano delle strade, quindi terzo aspetto, che non ci sentiamo chiusi a casa nostra, e se vogliamo dirla, quarta cosa, continuare la collaborazione pubblico-privato, perché così facendo si trovano le soluzioni migliori per il nostro territorio. Allora, Sindaco, fra poco appunto si apre questa stagione, speriamo bene, perché con queste guerre sono tutti veramente molto preoccupati. Lei cosa dice? Come si sta aprendo la stagione? Cosa spera? Allora, le prenotazioni hanno avuto una impennata perché effettivamente, essendosi chiuse delle mete altre a causa della guerra, essere in Italia, rimanere in Italia diventa una certezza. E da italiana lo capisco, perché quando ti trovi all'estero vuoi sempre rientrare nel tuo paese d'origine quando la situazione geopolitica non è chiara. Quindi io credo che purtroppo questi eventi internazionali che tanto ci preoccupano non fanno per il momento, intendo, male al turismo, ovviamente al turismo di prossimità. Come invece sindaco e con un ragionamento più generale, ovviamente io sono preoccupata perché questa situazione geopolitica è di forte preoccupazione e confidiamo che finisca presto, che ci sia una soluzione, che non ci sia la guerra, che ci sia la pace, perché noi siamo ormai abbiamo vissuto tanti decenni in pace e non possiamo ammettere che ci possa essere questa situazione, però il conflitto ormai da 4-5 anni ce l'abbiamo vicino a casa ed è quindi fonte di preoccupazione. Per quanto riguarda noi, ovviamente ci aspettiamo una stagione estiva molto buona, ci stiamo preparando. Non vi nascondo che per me sarà una delle ultime trasmissioni di questo mandato, perché Cavallino Treporti va al voto per il 24-25 maggio, Mirella, quindi da sindaco ormai quasi in scadenza, ovviamente lo anticipo, insomma, credo che sarà una delle ultime trasmissioni di questo mandato, peraltro mi ricandido, quindi insomma. Ecco, infatti era questo che volevo sapere, ero anche sicura, guardi, che lei si sarebbe ricandidata, perché vede, io penso che la politica, sindaco, abbia bisogno di persone preparate e competenti, non ci si può inventare di far politica, di amministrare, non si può, se siamo messi così male, perché delle volte, Sindaco, lei sa che dico quello che penso, le segreterie dovrebbero stare molto attenti perché abbiamo bisogno, è un paese meraviglioso, abbiamo delle persone veramente meravigliose anche in politica, però dobbiamo mettere la competenza perché ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo che manchi. No. Quando l'altro giorno mi dicevano ma voi, anche voi dovete votare giusto, io dico una cosa, certo che votiamo giusto, ma se dopo quel sindaco invece di votare e mettere assessore quella persona che è stato votato, perché dalla segreteria arriva l'input, no, devi mettere quella che non ha preso neanche un voto, che non posso dire che è sempre colpa nostra, che non facciamo il nostro dovere. E il referendum l'ha dimostrato nel bene e nel male, da parte del no e da parte del sì. Cioè le persone, io sono convinta che gli italiani sono brava gente, sindaco, io sono veramente convinta di questo, sono brava gente che vorrebbero essere più partecipi a quello che sono le decisioni, anche dei sindaci. Io ho detto l'altro giorno, sindaco, sono stata a Padova, ho trovato una Padova devastata. Io non capivo più dov'ero, cosa facevo. Cantieri enormi, non c'era un operaio dentro. Ho detto, ma perché non c'è trasparenza? Cosa si fa su quel cantiere? A chi è utile quel cantiere? Alle famiglie, alla società, alla comunità, alla scuola? Perché non si spiega? Ecco, far partecipe le persone, i cittadini. Cosa ne pensa, sindaco? Allora, guardi, noi dobbiamo capirci bene su cosa significa amministrare. Sono d'accordo con lei che bisogna avere la competenza, bisogna avere le idee,
Bisogna investire, bisogna avere la competenza e quindi io ho fatto una scelta, presenterò tra qualche giorno la nuova squadra che andrà a elezioni per il 24-25 maggio e abbiamo fatto un'operazione secondo me buona, cioè quella di tenere metà squadra vecchia di persone ormai esperte e con grandi competenze e metà squadra nuova, perché poi bisogna trasferirle le competenze e quindi i più esperti e anche più vecchi, intendendo di lavoro, non solo d'età, devono per forza mettersi in testa che devono trasferire il loro sapere. E quindi qua si aprirebbe tutto il tema che molto spesso chi è competente non vuole trasferire il suo know-how. Perciò mi permetto di dirlo, dobbiamo pensare che se abbiamo acquisito un'esperienza la dobbiamo anche trasferire e questo è il primo tema che dico, ma non lo dico solo in politica, nel lavoro, nella vita anche quotidiana, quando si è un po' saggi, perché non ci poniamo il tema di trasferire a chi è più giovane un po' della nostra saggezza. E questo è un aspetto. Poi sulla partecipazione, allora noi abbiamo avuto un partito che ha fatto della partecipazione diretta il suo vessillo. Allora, non è che tutto funziona perché c'è la partecipazione diretta. La partecipazione diretta può essere anche un grande boomerang e anche una falsa prospettazione della realtà. Ci sono degli aspetti su cui è importante sentire la gente, ascoltarla, e confrontarsi, dopodiché deve esserci qualcuno che fa sintesi, altrimenti le cose non vanno avanti. Io quindi non sono fautrice della democrazia diretta a tutti i costi, dico la democrazia rappresentativa funziona se ci sono le persone che la vogliono far funzionare, come sempre. Quindi la democrazia rappresentativa dovrebbe avere che il tuo rappresentante, tu lo voti, viene eletto e va avanti. Non deve esserci il partito che sceglie i propri rappresentanti indipendentemente dal voto della popolazione. Quindi democrazia rappresentativa ma con certe garanzie. Ferma Sindaco perché abbiamo Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco, mi dispiace per l'altro giorno Gianfranco, ma non era colpa nostra che non riuscivo a parlarti, prego. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno signor Sindaco. Ecco signora Mirella, volevo ringraziare i suoi ragazzi che sono sempre gentili quando noi telefoniamo. Grazie. Prima di tutto. Poi mi rivolgo signor Sindaco proprio a lei, quando la sentivo adesso parlare, si immagini, io sono stato un dipendente comunale per 40 anni, ecco le dico solo una cosa. Quando sono venuto fuori la legge delle pari opportunità, io ho detto subito, già quella volta ho detto che vedevo quando cambiavano amministrazione, io ho passato dalla prima alla seconda Repubblica, dalle votazioni che cambiavano il sindaco magari anche in 5 anni lo cambiavano 5 volte e c'era il consiglio che leggeva tutto, però io ho capito che quando è venuto fuori tutte queste lauree, sa che tutti erano tutti laureati, e scartavano gli anziani in continuazione. Io ho detto ma come? Non c'è nessuna laurea che porta all'esperienza, alla maturità di un anziano. E quando dicevo ma per che motivo dobbiamo cancellare tutti gli anziani soventi, teniamo nemmeno 4-5 ogni amministrazione, perché quelli hanno le competenze, come si amministra tutto, e mi fa piacere che lei abbia detto questa cosa, nel senso che praticamente l'esperienza e l'anzianità non si trova scritto in nessun libro, e anche per fare l'amministratore è una cosa seria. Comunque la seguo, lei è stato un grande sindaco, ha fatto tanto per Cavallino Treporti, quando si siete staccati da Venezia avete fatto il coraggio di fare un unico comune, è un bel comune e tutto, ecco complimenti. L'unica cosa signor sindaco, si dia battaglia col suo partito perché la viabilità è un po' scarsa nelle ore di punta. Buongiorno e grazie, buon lavoro signor sindaco. Grazie a Gianfranco. Allora, prima di rispondere a Gianfranco Valeri e continuare il discorso, perché siamo veramente quasi alla fine, andiamo a vedere il raddoppio Cavallino-Jesolo.
Noi siamo particolarmente soddisfatti che l'iter stia andando avanti, siamo consapevoli che è un lungo percorso, però se mai si inizia, mai si arriva alla fine. Il raddoppio della Jesolana via Roma Destra tra la rotatoria Picchi e il ponte sul Sile è decisivo per risolvere il problema di viabilità tra Jesolo e Cavallino Treporti, e il fatto che attraverso Veneto Strade la Regione abbia avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione rappresenta un primo passo in questo senso. Per l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato, i quasi 5 chilometri di quest'opera rappresentano anche un tassello fondamentale del più ampio disegno di potenziamento della viabilità di accesso al litorale veneziano, uno dei principali poli turistici del Veneto. Iniziamo da via Roma Destra per poi arrivare a riqualificare anche il ponte. Non escludiamo di poter anche intervenire come comune di Cavallino Treporti, perché un segnale tangibile deve essere fatto anche dal nostro comune, e evitare di avere dei tappi consente di arrivare con delle modalità adeguate nella nostra località. Questo prima di tutto per i nostri residenti, per chi va avanti e indietro per lavoro e ovviamente anche per i nostri ospiti. Il valore stimato dell'infrastruttura è di circa 73 milioni di euro. La fase progettuale è interamente finanziata dalla Regione. Sarà poi attivato un percorso di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di un intervento che andrà a decongestionare uno dei nodi più critici della viabilità d'accesso al litorale. Noi abbiamo verificato con dati oggettivi, con un rilievo del traffico fatto da Jesolo, che il tappo è appunto nel territorio di Jesolo, perché si sommano le due componenti delle due località, cioè quelle di Cavallino Treporti e quella di Jesolo, per cui evitando con questa importantissima e fondamentale opera infrastrutturale quelle code che abbiamo sempre visto, il tappo a essere fermati vuol dire risolvere gran parte dei problemi del traffico per la nostra località e ovviamente anche per quella di Jesolo. Allora, Sindaco, continuiamo anche il discorso che stava terminando prima, poi se vuole commentare sia a Gianfranco Valeri che il servizio che abbiamo appena visto, prego. Allora, io dicevo, la legge dei sindaci, la legge attuale che si applica a noi sindaci è una buona legge, cioè noi veniamo eletti dal popolo direttamente e i nostri consiglieri pure, quindi al di là di tutto io credo che la legge dei sindaci sia un buon sistema elettorale, che è una coniugazione equilibrata tra democrazia elettiva e scelta diretta delle persone. Credo che questa sia una buona garanzia. Per quanto riguarda l'esperienza, non ne faccio solo in termini di età, perché l'età sicuramente porta all'esperienza, però a volte ci sono dei giovani molto competenti e molto bravi. Io credo che noi dobbiamo trovare la sintesi perfetta di tre elementi: l'esperienza, la competenza e lo studio. A quel punto, quando hai queste tre cose, puoi anche, come in tutti i lavori, amministrare un comune. Devi però anche rimanere sempre saldamente ancorato all'ascolto del cittadino, senza quello non vai da nessuna parte. Ed è questo quindi il quarto caposaldo di un'azione amministrativa corretta. Quindi io dico, io sarò stata anche bravetta, non voglio dirmi brava, dico bravetta, perché ho lavorato tanto, ma perché ho unito la mia competenza, la competenza della mia squadra tecnica, alla competenza degli organi del comune, che sono molto bravi, però si è aggiunto l'elemento importante del contatto diretto col cittadino, e il cittadino ci ha dato delle indicazioni preziose, sempre. Ecco, dopodiché sulla viabilità credo che sia importante sentire anche Francesco Berton, perché i nostri ospiti ci dicono che ci mettono meno ad arrivare a Mestre e poi c'è il tappo, quindi effettivamente noi siamo molto preoccupati. Io sono pendolare da una vita e ormai so quali sono le giornate e le fasce orarie da evitare, però se ti capita un'emergenza sei effettivamente bloccato, sia noi sia Jesolo, quindi è importante che la Regione Veneto intervenga. Però è interessante sentire il punto di vista di Francesco Berton, perché i nostri ospiti ci dicono delle cose importanti. Allora lo sentiamo subito, Francesco Berton, ecco, su questo tappo che penso che nel 2026, visto che arriviamo sulla Luna, si potrebbe anche superare, dico io. Prego Francesco.
Assolutamente, nel senso la viabilità è il primo tema, cioè noi giustamente, come diceva la sindaco, non possiamo avere ospiti che ci mettono lo stesso tempo, anche i tedeschi del sud della Germania, che ci mettono lo stesso tempo arrivare alla barriera di Mestre e poi da Mestre arrivare a Cavallino. È un tema giustamente che non riguarda solo Cavallino ma riguarda anche Jesolo, è proprio la viabilità della costa, quindi assolutamente il progetto che avete illustrato prima, quello del raddoppio di via Roma Destra, è fondamentale perché è proprio l'ultimo tratto che riguarda anche proprio il movimento delle persone, sia degli ospiti che di noi residenti in questo tratto di strada, e poi c'è il progetto dell'autostrada del mare che dovrebbe invece poi ricollegare questo tratto questo nuovo tratto con l'autostrada, e quindi lì andrebbe a completarsi il grande progetto della viabilità che consentirebbe così agli ospiti di arrivare, perché appunto poi non è tanto il problema di arrivare, e poi il problema di andare via. Noi magari una giornata di grossi flussi, la persona resta per ore in coda, qual è l'ultimo ricordo che gli resta della vacanza? Le ore di coda? No, noi magari ha fatto una vacanza splendida, si è trovata benissimo nelle nostre spiagge di Cavallino e anche di Jesolo, e poi ci mette ore per tornare a casa e magari dice la prossima volta vado da un'altra parte, cioè nel senso la viabilità è un elemento chiave. Poi, se mi permetto anche di ricollegarmi al tema della competenza degli interlocutori, nel senso che noi come Assocamping siamo una categoria, quindi ovviamente siamo dei portatori di interesse e ci raffrontiamo con i sindaci in primo luogo, che sono i nostri primi interlocutori, e avere delle persone competenti, capaci, che capiscono qual è il problema e che riescono a risolverlo sia a livello locale ma poi a portare le nostre istanze a livelli più alti è fondamentale. E devo dire che noi a Cavallino Treporti siamo fortunati diciamo che però tutto il comparto del balneare, proprio anche tutti i sindaci delle spiagge che sono proprio capitanati dalla nostra Roberta Nesto, capiscono bene qual è il ruolo del turismo balneare e l'importanza che ha questo settore economico, perché abbiamo visto dei video bellissimi, però la vacanza, il turismo è un settore economico fondamentale. Prima nel servizio si diceva 3.500 occupati, l'ultima stagione noi abbiamo aggiornato quello studio, abbiamo superato i 4.000 occupati solo a Cavallino Treporti, molti dei quali sono a tempo indeterminato. Il settore del turismo è un settore che ormai è paragonabile a quello industriale. C'è la stagione turistica, c'è appena finita la stagione turistica, c'è la stagione degli investimenti, e sono decine di milioni che ogni anno vengono investiti per ammodernare, per rendere sempre accattivanti le strutture. Questo coinvolge tutti gli altri settori, dal settore primario agli artigianato, ai servizi, quindi il turismo è un volano per tutto il sistema economico della regione Veneto, perché gran parte dei fornitori poi del settore turistico sono della regione Veneto, e quindi è fondamentale attenzionare e considerare il settore turistico come un settore economico fondamentale, calcolando poi che le spiagge fanno il 50% di tutto il turismo del Veneto. Però Francesco Berton, mi scusi, ho fatto un bellissimo giro con una motonave dove, a mio avviso, visto anche come siamo strutturati, perché non pensare anche a un trasporto fluviale? Abbiamo dei porti, dei portizzoli meravigliosi. Potremmo fare 1000 collegamenti, ma perché si deve sempre puntare solo ed esclusivamente su gomma? E non pensare che abbiamo veramente la possibilità di fare anche dei trasporti molto, anche per le persone che vediamo a Venezia. Quante persone vanno a lavorare a Venezia e usano questi vaporetti, questi mezzi per spostarsi? Ma perché dobbiamo sempre pensare alla terza, alla quarta, alla quinta? Fra poco arriveremo come l'America a 8 corsie, ma a pensare, ma morfologicamente non ci siamo
Noi abbiamo un paese fragilissimo, fragilissimo, e non possiamo puntare sempre sul cemento e sulla gomma. Cosa ne pensa di pensare anche di fare questi, non per tutti è logico che mica, però io penso che anche noi nel Veneto possiamo tranquillamente spostarci anche con queste, però non è che ci abbiamo messo così tanto tempo. Ecco, pensare di riorganizzare anche il trasporto fluviale. Cosa ne pensa Berton? Beh, è un elemento nel senso da sviluppare, ci sono anche importanti progetti riguardo a questo tipo di movimentazione, sia per quanto riguarda tutti gli spazi lagunari, sia per quanto riguarda i fiumi. Quello che stiamo ragionando noi non sono nuove strade, ma è un potenziamento della viabilità che è già presente. È vero che la modalità di trasporto alternativo è da considerarsi, però rimane principale quello della movimentazione attraverso strade, perché calcoli che noi, comunque la maggior parte, la stragrande maggioranza delle 7 milioni di presenze che facciamo arriva con le roulotte, arriva con i camper. Quando arrivano hanno bisogno delle strade, poi quando sono qua sono perfettamente d'accordo con lei, si possono spostare, anzi devono spostarsi in modo alternativo con i mezzi pubblici, con i battelli, con tutto quello che è a disposizione, però per arrivare servono le strade. Sì, ma infatti ho detto prima, non tutti, ho detto, ma chi potrebbe spostarsi che è più vicino, che non ha la roulotte? Tanto è vero che io mi ricordo nelle ospitate precedenti col sindaco Onesto, lei appunto diceva ma perché dovete partire tutti allo stesso momento, agli stessi orari? Allora capisce che dobbiamo pensare anche a questi che intasano le strade, che non hanno la roulotte, che non hanno il camper, magari anche giornalieri. Capisce che forse se veramente qualcuno, ecco la famosa squadra, un po' tutti col proprio sapere, forse riusciremo ad avere meno tappi, dico io. Basterebbe a ognuno avere un po' di lungimiranza su quello che vuole per il suo futuro. Prego. È la famosa gestione dei flussi, ma noi siamo in prima fila con le amministrazioni comunali su questo. Proprio l'altro giorno ad un incontro la sindaco Onesto faceva riferimento al 2 giugno. Noi abbiamo avuto dei 2 giugni dove era tutto intasato, non ci si muoveva, cioè la gente non riusciva a uscire. Ragionando con le amministrazioni, sviluppando un piano di comunicazione, siamo riusciti a gestire e comunicare l'andamento dei flussi in modo che si fermassero le persone, si gestissero gli spostamenti in modo che non ci fossero code. Questo diversificando i giorni di arrivo. Una volta c'erano gli arrivi solo il sabato fondamentalmente, adesso di fatto si arriva quasi tutti i giorni e si parte quasi tutti i giorni. Questo consente ovviamente di non intasare in determinati momenti della settimana o delle giornate le strade. Quindi su questo come categoria noi siamo in prima fila. Il gioco di squadra, così mi collego anche al ragionamento che faceva il signore in studio, è fondamentale, cioè nessuno da solo non fa niente, non lo fanno i sindaci con i loro poteri amministrativi, non li fanno gli imprenditori con le loro attività economiche, non le fanno le associazioni di categoria né le associazioni di volontariato. Bisogna sempre parlarsi, confrontarsi e cercare soluzioni ed è così che vince, e anche il nostro territorio di Cavallino Tre Porti ha questi risultati proprio perché anche qui nel nostro piccolo facciamo squadra. Sentiamo anche il sindaco, parlavamo di trasporto fluviale, sindaco, di pensare anche a quello, visto la bellezza dei posti che abbiamo, sì quelli che arrivano con la roulotte e col camper, ma anche quelli che arrivano tutti i giorni, magari ripensare a questi porticcioli, a questi porti meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere, perché morfologicamente siamo nati così, una volta il trasporto era tutto su acqua. Pensare anche un'altra forma, un'altra visione del trasporto. Prego sindaco, poi ci salutiamo. Noi dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo una fragilità in Laguna di Venezia, noi siamo prospicenti la Laguna di Venezia, che è molto importante, quindi io non vorrei pensare a un'implementazione delle strutture da diporto, dei porticcioli eccetera, né all'aumento delle imbarcazioni a motore, perché abbiamo la fragilità della laguna. Possiamo pensare ad un'implementazione delle imbarcazioni elettriche
sulla viabilità fluviale e quindi in Laguna di Venezia. Però dobbiamo stare attenti perché qui abbiamo numeri importanti, quindi per quanto mi riguarda dobbiamo pensare alla viabilità di ingresso e d'uscita. Poi gli ospiti devono girare a piedi, in bicicletta, in canoa, pagaiare, correre, però rimanere con modalità altre, perché altrimenti non riusciamo a gestire i flussi. E quindi va bene qualsiasi soluzione purché riusciamo a contingentare i numeri. E con queste parole io ringrazio Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, di essere stati con noi. Un in bocca al lupo veramente, sindaco. Grazie anche a Francesco Berton, Asso Campi, di essere stato con noi, mentre rimane ancora con noi Marcello Reato, perché ci sarà un altro ospite e sentiremo anche cosa ci racconterà. Grazie, grazie, pubblicità. Ci sono storie che iniziano per un sogno. Ci sono storie piene di coraggio e volontà. Ci sono storie in cui si vince, storie in cui si perde. Storie in cui bisogna credere per raccontarle. Ci sono storie che non finiscono mai. Tutte queste storie sono la nostra storia. 60 anni di Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Ed è solo l'inizio. Parola del Trio Medusa. Dal 4 al 17 ottobre, dona al 45 593. E guardate che abbiamo ospite questa mattina. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Ci mancherebbe, Emanuela Pozzan, è sempre un piacere averti ospite, veramente piacere. E ho veramente voluto che rimanga con noi anche Marcello Reato, che lui è arbitro di basket, per conoscerti. Questa forza della natura che è Emanuela Pozzan, che è coordinatore regionale della consulta delle malattie neuromuscolari, per far capire l'importanza di esserci. Allora, Emanuela Pozzan, cosa ci racconti questa mattina? Prego. Allora, vi racconto che la consulta sta andando avanti con il suo lavoro e per chi non la conoscesse è costituita da un insieme di altre associazioni che hanno in comune vari problemi e di tipo sanitario, di tipo sociale e quant'altro, e hanno pensato che l'unione fa la forza, nel senso che se ognuno pensa solo al suo orticello e alla sua situazione, fatica che la sua voce si faccia sentire, anche perché le nostre sono malattie rare, quindi non sono molto conosciute. E quindi la consulta si è costituita piano piano negli anni in tutta Italia, e in Veneto si è costituita nel 2020, e da quest'anno, anzi da febbraio 2025, siamo ETS 2026, scusateci, quest'anno siamo diventati ufficialmente un'associazione riconosciuta e che appartiene al terzo settore, che è costituita da altrettante associazioni che vengono rappresentate in un tutt'uno. Abbiamo messo tutte le forze assieme per migliorare la presa in carico delle nostre malattie. Allora adesso andiamo a vedere anche questa testimonianza, la testimonianza di Andrea, e dopo sentiremo cosa ne pensa Marcello Reato e cosa vuole dire a Emanuela Pozzan. Andiamo a sentire Andrea. Andrea, quanto e come incide la CMT nella tua vita? Direi molto. La mia CMT incide molto nella vita di tutti i giorni, in tutti i momenti, dal vestirmi, dal camminare, nel muovermi, nel utilizzare oggetti con le mani, nell'autonomia con le camminate, non riuscire a rimanere seduto più di tanto, devo alzarmi. Quindi rispetto a un normodotato ho molte più necessità, molti più vincoli, e sì, anche le barriere architettoniche non sono da meno, insomma, mentre
normodotato non sente questi problemi. Io devo fare molta attenzione a molte cose, a non inciampare, a non esagerare, ecco, insomma, cioè la CMT incide molto nella mia vita, devo stare molto attento. Abbiamo visto e sentito sia Emanuela che Andrea. Marcello, cosa vuoi dire? Tu sei un arbitro, ti muovi, si muove, noi facciamo molta fatica, però ci siamo, ecco questo che vogliono dire. Abbiamo diritto di vivere anche noi una quotidianità. Prego. Beh, che abbiano il diritto di vivere una quantità addirittura più degli altri, sicuramente. Sono situazioni importanti, situazioni difficili, che non tutti conoscono. Infatti la cosa che tu hai sempre detto anche prima nei precedenti minuti è che noi dobbiamo fare squadra per fare un'integrazione totale di tutte queste cose che succedono, perché uno può avere disabilità di qualsiasi tipo, ma queste motorie e anche proprio come diceva il signore adesso che ha fatto, sono delle cose di avere difficoltà anche nelle normali azioni quotidiane. Ma conoscevi questa patologia? Non la conoscevo, ecco. Devo dire la verità, sono molto contento di essere qui perché sto conoscendo delle cose in più che non conoscevo, perché tante cose non vengono a galla. Probabilmente se non ci fosse una trasmissione come la tua, nessuno qui avrebbe saputo di certe cose. Sono vicino a queste persone, immagino che siano momenti anche difficili per loro, però mi sembra che siano tutte persone che hanno voglia di fare, che hanno la grinta per continuare a lottare e a vivere nella miglior maniera possibile. E questa è una cosa molto positiva. Emanuele, sei d'accordo su quello che hai sentito da Marcello? Certo, sono d'accordo e appunto noi ci siamo messi insieme perché siamo tutti motivati, perché ci sono delle persone che naturalmente sono meno guerriere, più guerriere, quindi noi vogliamo lottare per tutti e proprio questa settimana ho partecipato a una riunione con la Regione e abbiamo un ragionamento dei numeri e siamo più di 6.000 persone in tutto il Veneto che hanno questi tipi di patologie, perché non si tratta di una patologia solo, di tante patologie che hanno esordi sia nell'età infantile sia nell'età adulta e hanno dei percorsi diversi, però hanno una presa in carico comune e quindi stiamo lottando per cercare di fare un po' di ordine, perché c'è un po' di confusione per questo tipo di malattie che sono le malattie neuromuscolari e danno delle disabilità anche molto diverse e quindi stiamo lavorando soprattutto per il futuro, per le persone che purtroppo avranno a che fare con questo tipo di malattie e che devono essere prese in carico in modo precoce e essendo prese in carico subito cambiano la vita e la storia naturale delle persone, perché fino a anni fa una malata per esempio di distrofia di Duchenne aveva un'aspettativa di vita e entro i 20 anni se ne andava e adesso questa aspettativa è stata raddoppiata grazie all'uso di qualche farmaco che non è risolutivo ma aiuta e grazie alla fisioterapia e ai controlli che vengono fatti e quindi la vita si è allungata del doppio e questo è un grandissimo traguardo. Emanuela, cos'è che ti preoccupa di più? Hai detto si ragiona, si cerca di arrivare a questi tavoli molto importanti anche regionali, ma fino adesso hai sentito una mancanza di sensibilità? Come mai così tanta fatica per riuscire ad avere il diritto di esistere poi alla fine? È quello che voi chiedete. Aiutateci, abbiamo anche noi i nostri diritti, abbiamo queste patologie, però grazie anche ai farmaci, all'innovazione, alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia possiamo farcela. Ma fino adesso cosa hai notato? Molta insensibilità, non volevano capire, non volevano ascoltare, prego. Fino adesso forse non erano neanche ben consci di questa problematica che c'è nel Veneto
perché la Veneto è considerato un'eccellenza sanitaria e lo sarà anche sotto vari punti di vista. Però nelle malattie neuromuscolari c'è una situazione di presa in carico ma anche di leopardo, cioè se tu abiti in una determinata zona e magari una persona che abita un chilometro più in là si viene cambiata la vita, perché dipende dal LUIS, dal distretto, da come reagisce, e ognuno fa un po' a modo suo, quindi a forza di battere la porta in regione, la regione ha capito che c'è bisogno di una riorganizzazione di questa presa in carico, perché il fatto di essere nato in provincia di Padova o Verona o Venezia magari dà un po' più vantaggio rispetto a essere nato a Vicenza, essere nato a Rovigo, non parliamo di Belluno, che sono aree che sono un po' abbandonate a se stesse. E quindi la mia paura è che non si riesca a dare a tutti lo stesso livello di presa in carico e che la situazione rimanga la stessa che c'è adesso, ma noi stiamo lavorando appunto per mettere tutto a posto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro con il dottor Bonifatti, che so che lei conosce benissimo, e speriamo che porti nel breve termine a un buon risultato. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, dove sei stato? Sono stato in ospedale. Immaginavo. Prego, prego. Ti ringrazio intanto. Mi saluto la signora. Cara signora, anche a me sono morale con una certa età. Non stare a buttarsi su. La vada avanti una spenta era. Vedo che la voglia di vivere che ne accompagna. È stare attaccare un giorno, ma è stare qua. Dunque è dare una bella spinta e a pensare ai robe belle che era fatto quella della giovane, perché siamo stati giovani che gli altri. Qualche bel ricordo che avevamo della nostra famiglia, i nostri figli, e allora andare avanti. Mica auguro che viva altri 50 anni tranquilla e non essere stata tutta giù. L'unica che ha da aver coraggio più di me, va bene, e a se dare una mano a crescere con la voglia di vivere. Tanti cari auguri a lei e tutto il bene del mondo. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Grazie caro Rinaldo, guarda che Emanuela Pozzan questo non manca di sicuro, anzi è una tosta, una guerriera numero 1. Allora andiamo a vedere cosa vuol dire questa malattia, andiamo a vedere questo video dolore e stanchezza. Dottor Previtali, fra gli aspetti neurologici legati alla CMT, il senso di stanchezza e il dolore, quanto incidono sulla qualità di vita del paziente? La CMT è molto spesso considerata una malattia prevalentemente motoria, quindi il deficit principale che i pazienti lamentano e che presentano è un'improvvisa perdita di forza nelle regioni distali sia delle mani ma soprattutto delle gambe. E questo ovviamente altera i movimenti e rende più difficoltosa quello che in una persona normale è la vita di tutti i giorni. È chiaro che i movimenti che sono considerati normali per gli altri diventano più difficoltosi per un paziente che ha una CMT e questo comporta progressivamente fatica. Quindi la fatica è una presenza quotidiana in un paziente che ha CMT, si accumula progressivamente e abbiamo visto da alcuni studi che questi pazienti necessitano di attivare delle aree cerebrali differenti e molte più aree cerebrali rispetto ad altri pazienti proprio perché devono compensare un movimento che non è più fluido e semplice come avviene normalmente nella vita quotidiana. Quindi con questi studi di risonanza magnetica funzionale si vedono che si accendono delle aree del cervello complementari per, diciamo così, compensare il meccanismo e questo ulteriormente probabilmente genera fatica. Il dolore è anch'esso un evento non tipicissimo del CMT, o perlomeno non veniva considerato un sintomo tipico di un paziente con CMT, ma in realtà quello che vediamo è che
non è così raro, soprattutto in alcune forme di CMT. Può essere un dolore neuropatico tipico, quindi delle regioni distali di mani e delle gambe, e si accompagna a un dolore spesso della regione lombare, proprio perché è la deambulazione alterata, l'equilibrio alterato, e quindi ovviamente va ad incidere anche sulle funzioni della nostra schiena. Quindi il dolore è anch'esso un sintomo discretamente frequente, in alcuni casi molto importanti, in altri casi meno, ma con cui un paziente con CMT deve purtroppo convivere. Allora Marcello, cosa ti senti di dire? Queste testimonianze così importanti, questa voglia di guardare oltre la malattia, oltre la patologia, prego. Sono delle cose difficili. Io, come ripeto, non conoscevo bene queste situazioni, però vedo delle persone che hanno voglia di vivere, che hanno grinta, che hanno carattere e che vogliono superare le avversità che gli sono cadute addosso nella maniera migliore. Direi che dobbiamo tutti quanti renderci conto di quante situazioni particolari ci sono e non lamentarsi delle piccole cose, come dicevi tu, un piccolo mal di testa o male a un piede o così. Ci sono delle situazioni difficili che ci devono far capire l'importanza di vivere in sinergia e di aiutare le persone che hanno più bisogno. Non c'è niente da fare. Anche perché questa signora qui ha una carica anche proprio visiva che è fortissima, ti fa venire la voglia di vivere ancora di più, ed è importante che vengano da chi ha delle problematiche varie. Allora andiamo a vedere anche questo video per capire l'importanza di quello che vedete e sentite questa mattina anche da Emanuela Pozzan, il paziente al centro. Andiamo a sentire. Ciao, sono Sketch e oggi inizierò a raccontarvi che cos'è la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Ne avete già sentito parlare? Forse no, perché è una malattia rara, ma non troppo, perché colpisce un bambino maschio ogni 5.000 e interessa tutti i muscoli del corpo. Che cosa succede quindi? Una proteina fondamentale per i nostri muscoli, la distrofina, manca completamente nella distrofia di Duchenne e parzialmente nella Becker, e questo danneggia i muscoli e li fa diventare sempre più deboli. Con il passare del tempo, i muscoli smettono completamente di funzionare, compreso il cuore e il diaframma, che serve per respirare. Nella Becker, la distrofina viene prodotta, ma è troppo poca e non funziona bene. Ma cosa succede quindi nel nostro corpo? Come alcuni di voi sapranno, il nostro DNA raggruppa tutte quelle informazioni che definiscono le caratteristiche del nostro corpo. All'interno del DNA c'è un particolare pezzetto chiamato gene ed è lui che fornisce tutte le indicazioni per creare una proteina. Se questo gene è difettoso, la proteina non funziona. DNA e geni sono impacchettati in strutture chiamate cromosomi e rappresentano il nostro libretto delle istruzioni. Tutte le cellule del nostro corpo hanno 22 coppie di cromosomi uguali e una, la 23esima, è formata da 2 cromosomi diversi, X e Y, responsabili della determinazione del sesso. I maschi hanno un cromosoma X e uno Y, mentre le femmine hanno 2 cromosomi X. Perché la distrofia di Duchenne e Becker viene trasmessa principalmente ai maschi? Perché il gene della distrofina si trova nel cromosoma X. I maschi ne hanno uno solo, mentre le femmine ne hanno 2. Questo vuol dire che i maschi, avendo una sola copia gene della distrofina che è difettoso, non possono compensare in nessun altro modo questa mancanza e manifestano la Duchenne o la Becker. Mentre le femmine ne hanno un'altra che funziona correttamente e che utilizzano. Le donne quindi possono essere portatrici. Ma attenzione! Non sempre la Duchenne e la Becker vengono trasmesse in questo modo. Nel 30% dei casi
La distrofia può comparire in maniera totalmente casuale, senza che la madre sia una portatrice. Sketch vi aspetta! Emanuela, ti ringrazio anche per questi video che fanno capire l'importanza di capire, di conoscere e soprattutto anche di approfondire quella che è la tua non conoscenza di quello che veramente può capitare anche a chiunque. Prego Emanuela. Beh, le malattie di cui parliamo noi sono malattie genetiche in gran parte e sono molto complicate da capire e anche l'approccio non è così semplice. Per fortuna ci sono dei centri che ci aiutano anche nella prevenzione, perché una volta che sai che c'è un caso in famiglia hai la possibilità di farti controllare, di prevenire eventuali nascite di persone che possono avere questo tipo di patologia. E questo è molto di aiuto, perché le persone che poi si vedono la patologia addosso sono loro che ne soffrono. Quindi ben venga anche alla possibilità di avere delle indagini genetiche che si fanno prima del concepimento, eccetera. Quindi la prevenzione si può fare ed è importante e si spera che poi ci siano delle cure, ci sono dei trial in tutto il mondo e alcuni vanno avanti, ci sono dei nuovi farmaci. Questo diciamo che è un momento d'oro per questo tipo di malattie, in quanto ci sono le scoperte che hanno preso un'accelerazione veramente forte negli ultimi tempi, anche a causa delle nuove tecnologie, delle nuove conoscenze che danno molta speranza per il futuro. Senti Emanuela, cosa vuoi dire? Come diceva giustamente Marcello Reato, io non conoscevo, sono contento questa mattina di aver sentito questi ospiti, di aver capito l'importanza anche di certe malattie, ma le malattie rare, queste cose, perché io dico sempre per fortuna che c'è la rete, ecco ad esempio i social in questi casi, la rete sono fondamentali per unire le forze, cosa ne pensi Emanuela? Assolutamente sì, anche perché noi stessi che abbiamo queste patologie che sono in alcuni casi altamente invalidanti, fino a poco tempo fa ci precludevano un po' di portare fuori la nostra voce, mentre i social ci permettono di confrontarci tra di noi e anche trovare delle soluzioni magari ai problemi più banali, che un altro ha già trovato delle cose che possono aiutare anche la vita quotidiana, perché non dimentichiamoci che in attesa di farmaci e di cure dobbiamo anche vivere, e qui abbiamo bisogno di tante cose, di non avere barriere architettoniche e di vivere una vita il più normale possibile pur con le nostre difficoltà. Allora adesso volevo farti vedere questo servizio, andiamo proprio in Friuli, andiamo a Trieste, su quello che è successo. Volevo anche il tuo parere, Emanuele, su questa autodenuncia per suicidio assistito. Andiamo a sentire. Martina Oppelli aveva diritto a essere aiutata a morire in Italia senza il supplizio ulteriore del viaggio in Svizzera. Noi che l'abbiamo aiutata ad andare in Svizzera ci siamo autodenunciati stamattina alla questura di Trieste, perché delle due l'una: o abbiamo commesso un reato noi, perché Martina non aveva diritto, oppure ha commesso un reato
la Regione Friuli Venezia Giulia e il suo sistema sanitario nel negare questo diritto a Martina. Questo è il significato dell'autodenuncia presentata oggi in questura a Trieste da parte di Marco Cappato e altre persone dell'associazione Soccorso Civile che 8 mesi fa hanno aiutato Martina Oppelli a morire. La donna triestina, architetto, affetta da sclerosi multipla, aveva condotto una lunga battaglia per il riconoscimento dei requisiti per il suicidio assistito in Italia. Dopo 3 dinieghi da parte dell'azienda sanitaria e il peggioramento delle sue condizioni, aveva infine scelto di morire in Svizzera. L'avvocato della Oppelli, Filomena Gallo, ritiene che sussistessero tutti i requisiti perché Martina potesse attuare il suicidio assistito in Italia. È stata una scelta politica imposta al servizio sanitario della regione, ha rincarato Cappato, che ha chiamato in causa il presidente Fedriga e la sua giunta, ricordando che in precedenza, nel caso di un'altra donna malata conosciuta come Anna, il Friuli Venezia Giulia aveva messo a sua disposizione un medico per l'aiuto alla morte volontaria. C'è stato un cambiamento assoluto di posizione da parte di Asugi, dettato dalla politica, ha detto ancora il rappresentante legale di Soccorso Civile, che nella conferenza stampa ha anche annunciato che c'è un altro caso simile a quello di Martina, sempre a Trieste. Ci siamo autodenunciati proprio per evitare che continui a ripetersi, che proprio qui a Trieste, evidentemente per decisioni che vengono anche dalla politica, si continui a rifiutare il diritto che esiste all'aiuto medico alla morte volontaria per persone che sono nelle condizioni di riceverlo, perché già c'è un altro caso di una persona che, come Martina Oppelli, è in quelle condizioni e nonostante questo Regione Friuli Venezia Giulia ha opposto un rifiuto alla richiesta di aiuto a porre termine alle sofferenze. Emanuela Pozzà, intanto mi ha fatto piacere ricordare Martina Oppelli, che ho avuto la fortuna di averla ospite, perciò per me è stato veramente un mondo che mi si è aperto che non avrei mai immaginato, e soprattutto la forza e il coraggio che aveva questa persona, questa donna meravigliosa. Prego. Beh, l'eutanasia è un tema che lo Stato dovrebbe trovare, secondo me, il coraggio di fare una legge che dia delle risposte senza demandare alla singola regione e al singolo politico, insomma, di prendere delle decisioni così importanti. Di fatto la possibilità di avere il suicidio assistito in Italia sussiste, anche se c'è una trafila molto importante e molto difficile e sta nella coscienza di ognuno e dei desideri di ognuno, e lo Stato dovrebbe principalmente del centro dare finalmente delle risposte, invece viene tutto accantolato per la difficoltà del tema. È un tema che non è così semplice da affrontare. Di certo il fatto che con i soldi tu vai al di là del confine e riesci a ottenere quello che desideri e quello che già i medici avevano stabilito che era il tuo diritto di ricevere, fa un po' pensare, insomma. Io sono dell'idea, Emanuela, che forse Emanuela, io penso che forse, ecco, qui ci sarebbe voluto un bel referendum, ecco, sulla questione del fine vita. Cosa ne pensano gli italiani? Perché ognuno deve decidere, perché il proprio corpo, ecco, il proprio io penso che qui veramente la politica avrebbe dovuto battere un colpo su un bel referendum italiano, perché alla fine siamo noi che paghiamo i politici, noi li paghiamo per delegare, per fare delle leggi che ci aiutino, che migliorino il paese, la salute pubblica e i giovani, diversamente i giovani, ma mi sembra che stiamo andando da un'altra parte. Il referendum l'ha dimostrato nel bene e nel male, da parte di uno e da parte dell'altro. Marcello, cosa vuoi dire? Sono d'accordo che questo è un tema importante che avrebbe bisogno di un referendum. Naturalmente qui non c'è nessuna parte politica che può e debba schierarsi, c'è solo la coscienza
e l'intelligenza di ognuno di noi di capire le situazioni. La signora ha detto una cosa molto giusta: abbiamo bisogno di una legge, abbiamo bisogno di leggi che ci diano la possibilità di scegliere quelle cose anche difficili da scegliere, perché quelle facili sappiamo scegliere tutti i giorni, ognuno di noi. Evidentemente non siamo ancora pronti o abbiamo dei vincoli. No, noi siamo pronti, forse è la politica che deve essere pronta e preparata. Allora, certo. Adesso siamo in chiusura, Marcello. So che tu hai un libro che non abbiamo fatto vedere, ma lo facciamo vedere adesso. Eccolo qua, dallo che faccio vedere io, così tu lo presenti. Eccolo qua, prego. Cos'è questo libro? Questo è un libro che parla proprio di tutto quello che è stato fatto nell'associazione Special Olympics, che, come è stato detto prima, ma lo ripeto, è un'azione nello sport che dà la possibilità di integrare delle persone normodotate a delle persone che hanno diversi tipi di disabilità. Copre un po' tanti sport, noi rappresentiamo la pallacanestro, il basket perché è il nostro sport. È ormai da 50 anni che in Italia c'è. È stato creato in America negli anni 60 dalla famiglia Kennedy e pian piano sta pigliando, direi, piede dappertutto. Una cosa molto importante è la parola che dice integrazione, perché ogni ragazzo, ogni ragazza deve entrare in campo e iniziare a giocare. E l'inclusione che avanza attraverso questo potere dello sport integrato, unificato. Giusy, veloce Giusy, vai! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, come ti ho detto l'altra volta, che conosco due persone che sono mancate con la morte serena. Qui in Italia, qui a Treviso, a Roncade e qui ad Ossò, te lo dico, serena, morte serena. Va bene, grazie. Grazie a te Giusy, morte serena, non morte serena, ma ognuno dovrebbe decidere di cosa fare del proprio corpo, perché penso che sia lui il proprietario del proprio corpo e nessun altro, e della propria anima. Allora Emanuela Pozzan, ecco, come ci saluti, con quale messaggio ci lasci? Beh, vi saluto con un grande abbraccio a tutti quanti, vi ringrazio che vi invitate alla trasmissione per poter portare la nostra testimonianza della conoscenza anche degli altri e siamo qui e quando volete noi ci siamo per aggiornarvi un po' su quello che succede nella nostra regione, soprattutto che ecco, allora Manuela, lascia un messaggio al nuovo presidente Alberto Stefani. Cosa vuoi dire al presidente Alberto Stefani, ma anche all'uomo Alberto Stefani? Prego. Allora, il presidente e anche all'uomo, io da quel poco che l'ho conosciuto, ho visto che si interessa parecchio della parte sanitaria della vita delle persone e spero che abbia un occhio di riguardo appunto per questa parte del suo lavoro, che immagino sia immenso, e perché appunto noi siamo i suoi elettori e abbiamo fiducia in lui che ci porti a casa delle buone soluzioni per i tanti problemi che purtroppo esistono ancora. Manuela Pozzan, grazie, veramente grazie, ti mando un grande abbraccio da parte di tutta Sveglia Veneti, di Media Nord-Est, grazie di esserci e soprattutto le parole che stai dicendo, il coraggio che stai dimostrando è di esempio per molti di noi. Grazie, grazie Emanuela. Marcello, come ci saluti, Marcello Reato? Beh, innanzitutto anch'io mi affianco a te e dico un grande abbraccio a questa ragazza stupenda perché ci ha dato delle grandi lezioni di vita stamattina. Vi saluto dicendo che se facciamo squadra siamo un mondo migliore. Se tutti insieme mettiamo un piccolo granello di sabbia nella nostra vita, viene una spiaggia caraibica stupenda e lì possiamo godercela tutta. E amiamoci un po' di più che è meglio, va?
E come Special Olympics, che saluto vuoi dare? Come Special Olympic vi dico che io sono gratificato di far parte di Special Olympics e vi invito tutti a questo torneo che sarà in Ghirada il 12, 13, 14 giugno. È il più grande torneo a livello europeo di basket integrato che si svolge in Italia, con tante squadre dall'estero ma anche con tante squadre della zona. Quindi tutto il trevigiano, il veneziano, il padovano partecipa. Vediamo se riusciamo a mandare anche lo spot, perché è bellissimo, di Special Olympics. E io vi saluto con questo spot e vi mando all'assegno. Ciao! When I found out you were coming, it was the happiest day of my life. Football as much as I did. I waited 9 long months, and then you were born. And you gave me the most unexpected surprise. You were a beautiful girl. And football just wasn't your sport. I wanted so much to teach you about this game. But in the end, it was you who ended up teaching me about life. I am your biggest fan. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Zero Branco perché dobbiamo incontrare una famiglia, e che famiglia! E siamo proprio davanti al comune di Zero Branco. Mi sua mamma e ti sia il papà, perché è così, è così. A famiglia di Grande Veneta è così. Sì, non so se tanto d'accordo, ma insomma. E ora sindaco, cosa fermo così potete? Beh, intanto i poteri hanno a scuola, ha diritto di vivere come tutti gli altri, nessuna discriminazione, ma più in generale, come che dicevo prima, abbiamo qua 2000 bambini, 2000 ragazzi tra bambini e sotto i 16 anni, e quindi questi che si giovani, diciamo, del futuro, ha diritto a un po' di serenità, a un po' di equilibrio, a un po' di pace nelle famiglie e nella società. Ecco, gli adulti deve in qualche modo trovare il sistema di far crescere fioi bei, sani, ma soprattutto tranquilli, equilibrati dentro. Se una famiglia sta bene, se concordia, è più facile che stai bene e che sia concordia anche con i fioi. Se una famiglia invece vive continue tensioni, di separazione, di scontri, anche i fioi ne risente e anche i fioi sono meno sereni e quindi meno equilibrati. Ecco, che mi ha fatto tutto possibile che un puteo abbia diritto a un futuro anche un po' migliore di questi anni qua. Tieni sto puteo, sindaco, bravo. Bravo papà. Adesso andiamo da questi due genitori. Noi ci stiamo dando da fare per cercare lavoro, prima di tutto. Lui ha fatto dei colloqui anche nei giorni scorsi. Sto cercando anche io, anche se il piccolino è piccolo perché ha solo 2 mesi, ma comunque se non trova lui, trovo io, insomma, uno dei due. Bisognerà. Esatto. E questo papà è un birichino, sapete questo papà? Io posso dire la Mirella che è proprio un birichino, però si va avanti, si dà sempre una speranza per crescere anche lui. Qui sennò il papà questo diventa severo e poi non ce n'è più per nessuno. Beh, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Niente, che comunque mi sto impegnando per trovarmi un lavoro, forse qualcosina sono riuscito con il comune di Treviso, con contratto di settimana a settimana, che intanto qualcosa è sempre meglio che niente proprio. E per il resto sto cercando di dare del massimo per fare qualcosa di buono. Ci crediamo, sindaco? Diamo un'altra chance? Sì, assolutamente sì. Avete sentito? Io penso che abbiamo fatto anche questa volta il nostro dovere di aiutare soprattutto i bambini. Leonardo che mi vuole un bene dell'anima, ma tutti i bambini
Gabriele che sta crescendo, ma soprattutto grazie Sindaco per aver capito il mio grido di collaborazione, perché senza collaborazione non si va da nessuna parte. Io so che lei li aiuta, però questo è un ulteriore aiuto che noi diamo, perché sappiamo i problemi che ci sono, come questa famiglia, ce ne sono tantissime, è vero Sindaco? Sì, in tutti si fa tutto, se ognuno si tira su le mani qualcosa alla fine combiniamo.